Buongiorno, ben ritrovati, la prima edizione in questo venerdì 30 giugno, come sempre per raccontarvi il territorio del nord-est. Fra poco ci collegheremo con Palazzo Balbi, dove è attesa una importante conferenza stampa. Il ministro della giustizia Carlo Nordio è in regione a Palazzo Balbi insieme al governatore Luca Zaia per firmare un importante protocollo proprio sulla giustizia, e quindi fra poco vedremo di cosa si tratta. Tante cose ovviamente da discutere, la cronaca, la politica e l'economia come sempre. A proposito della cronaca, subito un flash di cronaca con 20 bambini provenienti dalla provincia di Vicenza che si sono sentiti male durante il campeggio in tenda a San Antonio di Mavignole in Val Rendena in Trentino. I bambini, quasi la metà dei 50 presenti tra i 10 e i 12 anni, hanno accusato nausea e vomito, forse a causa di una intossicazione alimentare, e sono stati visitati sul posto dal personale sanitario chiamato dagli accompagnatori allarmati. Non è stato necessario il ricovero in ospedale, sono in corso le verifiche da parte dell'azienda sanitaria. Quindi questi bimbi vicentini che erano in Trentino in campeggio, che hanno accusato questi malori per una probabile intossicazione alimentare. Vedremo se ci saranno aggiornamenti. Restiamo a Venezia, dove fra poco ci collegheremo a Palazzo Balbi. A Palazzo Ferrofini invece sono state consegnate le 9.000 firme a sostegno dell'iniziativa di una proposta di legge per il suicidio assistito elaborata dall'associazione Luca Coscioni, che stamane, come vediamo nelle immagini, Filippo Fois con Marco Cappato hanno appunto portato queste firme con questi scatoloni a Palazzo Ferrofini, un appuntamento appunto che è stato preparato in modo scenografico con le scatole contenenti i moduli che sono state portate in un lungo corteo lungo le strade di Venezia. E successivamente in campo Santa Margherita Stefano Cappato, Stefano Geller e Diego Silvestri, oltre ai rappresentanti del Comitato Liberi Subito, hanno illustrato i contenuti della proposta di legge e le linee della campagna sul tema del fine vita che l'associazione Coscioni sta portando avanti. Dopo il deposito delle firme, la proposta di legge verrà affidata all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale per la verifica della conformità. Il Veneto è la seconda regione, lo ricordiamo, dopo l'Abruzzo, a depositare queste firme. Dunque le immagini raccontano di queste 9.000 firme portate lungo le vie di Venezia verso il Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini. La cronaca con le immagini che vediamo in questo momento di una tentata spaccata. Un commando composto da almeno 4 malviventi ha tentato nella notte di assaltare il negozio di biciclette 365 Bike Store di Via Romana ad Abano Terme, la notte tra il 28 e il 29 giugno. Queste sono le immagini di sorveglianza registrate dalle telecamere appunto del negozio. Guardate, ecco il furgone che arriva e che sfonda il cancello e poi in retromarcia si dirige verso la vetrina cercando di abbattere il dissuasore. Poi il portellone si apre, tentano per altre volte di sventrare la vetrata e poi scatta l'allarme, così il colpo salta. Tentano più volte, come vediamo in queste immagini davvero incredibili, il tentativo dei banditi di sfondare la vetrata. Hanno abbattuto uno dei dissuasori ma non riescono perché poi scatta l'allarme. La banda è stata poi costretta dunque a fuggire e il camioncino danneggiato è stato abbandonato poco lontano nel quartiere di Giarre, e sull'episodio indagano i carabinieri. Guardate i numerosi tentativi che fanno i banditi per cercare di sfondare la vetrata del negozio di biciclette e poi desistono, come vedete, dal tentativo criminoso, uno dei tanti tentativi. Ovviamente molto spesso i colpi vanno a segno con nel mirino i negozi, soprattutto negozi, ecco vedete se ne va in questo momento il camion, negozi soprattutto di bici ad alto prezzo, bici di lusso che quindi possono portare un bottino consistente, quindi il camion che se ne va ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Ebbene, ci colleghiamo con il nostro Francesco Ratai, che è andato proprio sul posto nella zona del negozio a sentire anche i titolari preoccupati per questa escalation. Francesco, ti vedo, buongiorno. Buongiorno da Abano Terme, siamo nel parcheggio del 365 Bike Store, un negozio di biciclette. Perché siamo qua? Perché nella notte tra mercoledì e giovedì
I soliti ignoti, i soliti predoni delle biciclette, potremmo definirli così, hanno provato un assalto anche qua, non riuscendoci. Vedete, qui c'è il cancello, l'ingresso, che è stato sfondato, dopodiché con un camioncino, un'altra auto e un altro furgone hanno provato a sfondare le barriere che vedete di fronte a me per provare ad entrare. Lì non ce l'hanno fatta, si sono arresi, si sono fermati. Con me c'è Simone Grigolo che appunto di questo negozio di biciclette è uno dei due soci. Simone, scherzando prima dicevamo che siete diventati come delle banche. Buongiorno a tutti intanto, sì purtroppo sì, la bici è un bene molto ricercato, molto appetibile e quindi siamo diventati abbastanza preda di questi predoni come dicevi prima e l'unico modo che abbiamo è proteggerci il più possibile con qualsiasi sistema di anti-intrusione o di sicurezza, fumogeni, paracarri, e a volte funzionano come in questo caso, altre volte no, come i nostri colleghi a Badia Polesine che là sono riusciti a entrare, invece purtroppo. È un momento molto particolare. La cosa che fa impressione è che c'era un primo cancello che blocca l'ingresso e un'altra serie di dispositivi anti-effrazione, anzi possiamo muoverci verso il negozio, e la cosa che lascia sorpresi è che nonostante tutte queste misure i ladri ci provano. Assolutamente sì, purtroppo. Il cancello era un cancello importante, un 6,5 metri di cancello, io ipotizzo più o meno un 8 quintali di peso. Sono entrati più o meno, da vedere dal video, sui 50-60 km/h direttamente dentro, quindi anche bravi per la manovra, assolutamente non facile, quindi lo fanno per lavoro, quindi se non lo fanno bene... Si viene da sorridere, noi adesso ci ridiamo perché... La mettiamo in ridere, però è effettivamente drammatica questa cosa e come avete visto dai video, in 1 minuto e mezzo potevano veramente fare il disastro. Fortunatamente le barriere anti-intrusione hanno funzionato e abbiamo sventato il colpo. Avete sventato, però adesso ci sono delle manutenzioni, dei costi da sostenere, perché immagino un cancello di quelle dimensioni non costi poco e anche chi sta sistemando le altre barriere avrà bisogno di essere pagato. Assolutamente sì, fortunatamente le assicurazioni, perché comunque siamo tutti quanti assicurati, ci danno una mano. Anche questa notte abbiamo dovuto chiamare un collega, un amico per fare da guardiano, per tenere d'occhio il negozio quando le cancello e le barriere non erano ancora perfette, tornate in ordine. Speriamo di tornare in pochissimo tempo alla normalità, quindi con tutti quanti i sistemi anti-intrusione a posto, però ultimamente vai a letto sempre un po' con l'ansia, questo sì. Un'ultima cosa, è la prima volta che succede in questo negozio? Allora, in realtà in maniera così drammatica sì, però è successo anche un anno e mezzo fa, forse erano sempre loro, non lo so, però avevano parlato da dietro, ma con l'allarme che era saltato subito, poi sono andati subito alla fuga, quindi non avevano fatto nessun danno all'epoca, se non una tenda, ma vabbè, cose veramente di secondo livello. Bene, io ringrazio Simone, gli auguro un in bocca al lupo perché queste cose speriamo non succedano e restituisco la linea allo studio. Grazie a Francesco Ratai. Andiamo al Palazzo Balbi, c'è già il governatore Zaia col ministro Nordio. Eccole, buongiorno, con la quale avremo un appuntamento martedì prossimo, che abbiamo la parifica, stiamo già sudando, e il dottor Salvatore Laganà, presidente del Tribunale di Venezia. Eccola, buongiorno dottore. E poi non so se ho dimenticato qualcun altro, ma saluto e anche, lasciatemelo fare, per noi sempre il Presidente Rizzo, che oggi è qui nella veste di capo di gabinetto del Ministro. Ovviamente un ringraziamento a tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine, il Questore di Venezia, il Presidente del Consiglio regionale Ciambetti che ho visto qui, e tutti i rappresentanti insomma, della mia giunta, gli assessori che sono qui e tutti coloro insomma, che oggi sono qui. Detto questo, dico che oggi, intanto grazie al Ministro per aver accettato non solo di venire qui oggi e dedicarci del tempo, ma anche
per aver dato la disponibilità, e io questo è un ringraziamento che faccio di cuore, a mettere in piedi un'idea che sembrava folle, no? Oggi firmiamo un accordo che è primo a livello nazionale, che parte da un presupposto, un territorio come il nostro, che è il territorio delle 600.000 partite IVA, che è il territorio del secondo PIL nazionale, 180 miliardi di PIL, fra l'altro i porta nera, quelli che dicono sempre che le robe vanno male, hanno cannato sul PIL, cioè noi siamo a più 3,9% e inizio anno ci dicevano che sarebbe stato negativo, cioè, quindi sta andando bene. La garanzia di della sicurezza e della giustizia in un territorio non prescinde dal fatto che la giustizia possa funzionare. E pensate solo all'aspetto civilistico, al fatto che ogni anno quando c'è la relazione, l'inaugurazione dell'anno giudiziario, ci viene ricordato ad esempio che ci vogliono 6-7 anni per vedere l'alba di una causa civile piuttosto che tutto quello che è arretrato sul fronte del penale. Però detto questo, uno dice dobbiamo dare una risposta ai magistrati che comunque fanno il diavolo a quattro, permettetemi che lo dica, per fare in modo che le cose funzionino. Io parlo dei nostri magistrati del Veneto. È anni che seguiamo questa sfida, che è quella degli organici, che è quella dell'efficienza, che è quella dell'efficientamento della macchina. La Regione c'è sempre stata, per quanto possibile, nel senso che distaccando dipendenti, ma mi sento di ringraziare anche le altre amministrazioni che hanno distaccato dipendenti. Però si è accesa una lampadina, Ministro, della quale ti abbiamo parlato e di buon grado insomma, abbiamo detto sì, tentiamo questa sfida, che è quella di pensare di fare un accordo. Oggi noi firmeremo un accordo quadro che poi darà via a una serie di convenzioni e uno dice, siccome questa è una conferenza stampa, a qualcuno gli viene da chiedere, vabbè sì, è solita roba, fanno la firma, tartine, spritz e oliva e finisce lì. Non funziona così, perché un istante dopo questa firma noi attiveremo già il primo provvedimento, ovvero, che cosa è questo? La magistratura ha bisogno di risposte sul fronte del personale, sul fronte dell'informatizzazione, della formazione, tutta una serie di convenzioni che poi a scalare andremo a fare, ma ce n'è una che faremo subito, relativa al personale, che è l'uovo di Colombo. Mettiamo a disposizione le nostre graduatorie e iniziamo con una prima graduatoria di 105 amministrativi, una graduatoria che fra l'altro sono di persone che sono lì nel limbo perché noi da lì non stiamo pescando, scadrà il 13 giugno del 2024 e da subito il Ministero potrà pescare 100 amministrativi per chi? Per la giustizia del Veneto. Poi arriverà un'altra graduatoria, altre graduatorie per 300 nuovi lavoratori e questo ci permette di dire che siamo subito operativi. Quindi se qualcuno dovesse andare a casa col dubbio vuol dire che non ha capito. Cioè oggi i nostri dirigenti, ringrazio anche il capo di gabinetto, il mio capo di gabinetto, dottor Meneghesso, che ha lavorato assieme al dottor Rizzo e poi ovviamente ai rispettivi uffici, oggi loro firmeranno l'accordo per pescare da questa graduatoria. Il Ministero ha già dato disponibilità e questo aiuterà, no, a andare avanti in questa battaglia. Il futuro quale sarà? Che avremo le graduatorie comuni. Passiamo da ti diamo la graduatoria della Regione a faremo la graduatoria comune. Cosa significa? Che di fatto diventiamo una stazione appaltante in nome e per conto di. Così si aiuta la magistratura in Veneto, così si aiuta la giustizia. Io penso che sia straordinario il fatto che il Veneto, come al solito, Ministro, arriva per primo, questo lo possiamo dire, beh, è un dato di fatto. Diventerà un modello e quindi immagino da quello che mi diceva il Ministro che verrà poi ovviamente diffuso a livello nazionale. Abbiamo la certezza dei nomi e dei cognomi di persone che si sono candidate al concorso, sono abilitate ad essere assunte e sono assumibili, non so se si possa dire assumibili, insomma sono ingaggiabili, diciamo così, e oggi questa graduatoria che noi mettiamo a disposizione ne ha 105. E questo è un modo di risolvere i problemi senza perdersi in chiacchiere e portare avanti tutto questo. Io ringrazio il Ministro ancora nuovamente per essere qui, lo ringrazio per l'attività, insomma di movimento se ne vede tanto, grazie Ministro, e io a differenza di qualcun altro che si vergogna di dirlo, tra le tante robe, immagino che ce ne siano veramente tante da citare, ne cito una, grazie per l'abuso d'ufficio. Perché noi amministratori non possiamo andare avanti a fare i provvedimenti facendoci il segno della croce, perché se uno è un ladro lo devi mettere in galera, se uno lo fa col cuore, Covid docet, devi capire che lo sta facendo col cuore, in un contesto nel quale ad esempio il parere preventivo tutelante
è molto nebuloso, perché se avessimo qualcuno che ci mette il timbro su tutte le idee che abbiamo, uno dice beh, vado tranquillo, ma non è proprio così. Quindi, siccome si parla sempre di leale collaborazione tra le istituzioni, questa dell'abuso d'ufficio è una leale collaborazione tra le istituzioni. Grazie. Prego, Ministro. Grazie per la vostra presenza, grazie per l'invito. Naturalmente, prima di tutto al mio amico Luca Zaia e a tutti voi, siete già stati ringraziati, quindi non ripeterò il cursus delle cariche che meritano la mia gratitudine, siete tutti compresi in un grande abbraccio. Potete comprendere l'emozione avendo esercitato per 40 anni la professione di magistrato proprio qui a Venezia, a pochi passi, per 20 anni verso il Ponte di Rialto, per 10 in Piazza San Marco e poi per gli ultimi in Piazzale Roma, quale sia appunto il sentimento di trovarmi ora da Ministro della Giustizia in questo luogo, tra l'altro così solenne e così prestigioso. Sull'abuso di ufficio io posso rassicurare il Presidente Zaia e tutti gli amministratori che l'ipotesi dell'abrogazione è stata fortissimamente voluta dal sottoscritto, è stata una conclusione di un dibattito interno al governo con delle ragioni plausibili anche per il mantenimento, magari attraverso una rimodulazione, ma poiché, come dice Shakespeare, una buona ragione deve sempre cedere a una ragione migliore, le buone ragioni di chi voleva mantenerlo, sia pure rimodulato, devono cedere alle ragioni migliori di evitare i danni spaventosi che questa fattispecie evanescente ha provocato con la paura della firma. Ora la parola è al Parlamento, ma siamo ragionevolmente confidenti, direi certi, che andrà a buon fine. Per quanto riguarda l'accordo di oggi, io non ho parole per ringraziare da un lato Luca, il suo staff con la Regione e dall'altro il mio staff, a cominciare dal Presidente Rizzo e il Capo Gabinetto, che hanno tenacemente lavorato per arrivare a questo risultato straordinario. Quando sono venuto qui a Venezia alcuni mesi fa all'inaugurazione dell'anno giudiziario, ho detto che al di là delle eventuali ipotesi divisive che c'erano e ci sono ancora nei confronti anche degli stessi magistrati e che magari hanno suscitato delle polemiche più o meno giustificate nei giornali, la mia massima preoccupazione era quella di rendere la giustizia efficiente. Tant'è vero che la gran parte del nostro lavoro oscuro del Ministero riguarda proprio la modernizzazione e l'accelerazione dei procedimenti attraverso l'uso della telematica, della digitalizzazione e insomma della modernità. Ma sappiamo anche che nulla può sostituire l'intelligenza e la volontà della persona umana e in questo senso sappiamo anche che la giustizia da sempre è in fortissima sofferenza. La sofferenza riguarda i magistrati, ma l'assunzione di magistrati è ancora vincolata a tutta una serie di procedure ottocentesche che noi cerchiamo adesso di snellire. Il tempo che decorre dalla domanda che fa l'aspirante al bando del concorso al momento in cui, laddove risultasse vincitore, viene conferita la toga, è mediamente di 4 anni, talvolta anche di 5. Tutto questo poteva andare bene 100 anni fa, oggi è irrazionale. E allora noi interverremo, e stiamo già intervenendo, per quanto riguarda noi nell'attività ministeriale, sburocratizzando e velocizzando queste procedure e facendo fortissime pressioni al Consiglio Superiore della Magistratura, che è per metà responsabile assieme a noi, l'altra metà, di queste lungaggini, attraverso l'accelerazione delle procedure dei concorsi, delle correzioni degli elaborati. E in questo senso noi contiamo di comprimere, di dimezzare il tempo di assunzione della magistratura, dei neomagistrati e quindi di colmare in breve tempo gli organici
che, sapete, difettano di almeno un 10%. A questo abbiamo aggiunto con l'ultimo disegno di legge, proprio quello che è connesso all'abolizione del reato di abuso di ufficio, la prospettazione, l'inserimento di 250 nuovi magistrati nell'organico già esistente. E quindi diciamo che con queste nuove unità e con l'accelerazione delle procedure di assunzione noi contiamo entro poco tempo ragionevole di soccorrere, se non proprio di rimediare al 100%, questa criticità per la lentezza della giustizia per quanto riguarda la carenza della magistratura. Ma noi sappiamo anche che un magistrato è un poco come un pilota di guerra. Per un'ora di volo gli necessitano almeno 100 ore di manutenzione dell'aereo, delle piste e del carburante. O può essere assimilato a un chirurgo, il quale opera a cuore aperto per un'ora, ma se non ha gli strumentisti, i barellieri, gli anestesisti e via via fino ai portantini, il suo lavoro è assolutamente inutile, anzi non riesce a svolgerlo. E questo è per il magistrato, lo dico perché molte volte in 40 anni di attività mi sono trovato a dover interrompere il mio lavoro perché non trovavo il personale amministrativo che riuscisse a smaltirlo, cioè a portarlo a termine. Ecco, arriviamo al punto. L'accordo di oggi rimedia in grandissima parte e con una straordinaria immissione di nuove forze a queste criticità. E lo ha fatto, e questo è un merito, ripeto, del Presidente Zaia e del nostro staff, lavorando di fantasia. Io credo che l'intelligenza dell'uomo, della persona umana, intelligere significa avere la rappresentazione della successione logica degli eventi date certe premesse. Ecco, e la fantasia è un elemento fondamentale nello sviluppo proprio, nella realizzazione del nostro intelligere. E noi abbiamo lavorato di fantasia, abbiamo escogitato questa formula che ovviamente nella più perfetta legalità consente di superare tutta una serie di criticità formali, sostanziali e anche pratiche, perché le persone che saranno assunte resteranno nel Veneto perché sono venete e non chiederanno, come fanno molti purtroppo oggi appena assunti o subito dopo l'assunzione, di essere trasferiti. Cioè non vi è soltanto una stabilità del posto, vi è una stabilità proprio nella residenza, nella funzione, perché queste persone sono persone che sono già nella graduatoria nostra regionale. E quindi io credo che questo elemento di novità che noi adesso peraltro proveremo a portare in tutte le altre regioni d'Italia, possa costituire una fortissima accelerazione per risolvere proprio quelle criticità che minano da sempre la nostra giustizia, che sono proprio non solo le carenze del personale amministrativo, ma anche la mobilità di questo personale amministrativo. Vorrei ricordare, ne abbiamo parlato con il Presidente proprio del Tribunale di Venezia l'ultima volta che abbiamo fatto un incontro qui, che su 40 unità che erano state destinate a Venezia se ne sono presentate solo 5 o 6. Perché? Perché le altre hanno preferito andare a Liund, da un'altra parte, per ovvie ragioni, per ragioni di costi, per ragioni di difficoltà, di trasporti o di altro. Bene, tutte queste criticità in questo modo saranno risolte. Quindi un grandissimo ringraziamento al Presidente, mio amico e al suo staff e, se permettete, anche al mio. Grazie. Grazie Carlo. Sono due domande. Grazie Ministro Nordio. Se ci sono domande da parte della stampa, se vi presentate per favore e se i fotografi si tolgono da qui, grazie. Buongiorno. Avrei bisogno di alcuni dettagli tecnici, e cioè la graduatoria di cui state parlando, questa prima graduatoria, era stata fatta per assumere quali ruoli? Quanti posti c'erano disponibili e se i primi, ipotizziamo 5, avete fatto un concorso per assumere 5 amministrativi e se sono presentati 8 persone avete 110, 105, 115 in graduatoria. I primi 5 se li prende la regione che aveva bandito il concorso o se li prende direttamente la magistratura? Seconda domanda,
Se la magistratura si prende dal sesto in poi, nel caso in cui fossero 5, vanno bene lo stesso, nel senso che, con tutto rispetto per chi è in graduatoria, ma non sono i migliori, perché i migliori 5 sono quelli che hanno già vinto il posto. Le figure, terza domanda, che saranno pescate da questa graduatoria, come saranno impiegate nella magistratura? Nel senso che immagino, ma non so di quale concorso si stia parlando, che si siano state richieste per mansioni differenti e quindi saranno all'altezza di? Grazie. Sì, se il Ministro permette, velocissimamente, corretta la domanda, stiamo parlando di profili amministrativi. La Regione rispetto ai posti banditi ha già saturato le sue esigenze. Restano 105 persone nel limbo in una graduatoria da scorrere, che si scorre rispettando la graduatoria. Chi dà risposta negativa, nel senso che dice io non voglio rispondere positivamente a questa chiamata, non perde il posto in graduatoria e continua a rimanere in graduatoria. Domanda opportuna perché? Perché i profili, diciamo, più specifici da magistratura arriveranno con nuovi bandi che faremo appunto assieme. Devo aver risposto a tutto. Ok? Grazie. Altro? Buongiorno, Giavini per l'Arena e Giornale di Vicenza. 2 domande, signor Ministro. Una riguarda la Corte d'Appello, sezione staccata di Verona, se ci sono novità e se ci sono tempistiche. L'altra riguarda il Tribunale di Bassano, verrà riaperto e se sì, che ricadute avrà in termini di personale su quello di Vicenza? Ma guardi, questa domanda è stata rivolta in relazione al problema più vasto delle circoscrizioni giudiziarie e io ho risposto alla Camera in un question time, quindi con una certa brevità, che adesso ripropongo magari in modo più articolato. Allora, noi abbiamo una sensazione, più che una sensazione, abbiamo una convinzione che la riforma che fu fatta a suo tempo con la eliminazione di parecchi uffici giudiziari non abbia portato interamente quelle conseguenze positive che ci si aspettava e che anzi talvolta abbia provocato quelle criticità che si sono viste parallelamente nella pandemia del Covid, quando per privilegiare gli istituti, per così dire, di eccellenza, non nel Veneto, ma per esempio in altre regioni, anche a noi vicine, si è trascurata la cosiddetta medicina territoriale. Ecco, l'impressione cioè che la giustizia di prossimità sia stata in un certo senso trascurata. La mia risposta, questa è la premessa, la mia risposta alla domanda è molto semplice. Noi non abbiamo nessuna preclusione per rivedere questa serie di circoscrizioni giudiziarie che sono state eliminate, ma non abbiamo nemmeno per ora preso alcuna decisione. È un problema che va affrontato in termini estremamente razionali e obiettivi, facendo valutazioni di ordine economico, sociale e di personale. Le istanze che arrivano sono istanze molto diverse. Per esempio, mentre per quanto riguarda il Tribunale di Bassano l'istanza di un'eventuale riapertura deriva dal fatto che si tratta di un'area ad altissima concentrazione industriale, commerciale, finanziaria e quindi con un contenzioso che meriterebbe, secondo i sostenitori, la riapertura del Tribunale medesimo, per altre circoscrizioni il problema è esclusivamente territoriale. Per esempio in alcuni dell'Abruzzo si dice il Tribunale più vicino è a 350 km, percorribili peraltro su strade che non sono propriamente delle strade molto accessibili, quindi ci vogliono 5 ore per arrivare in un tribunale. Cioè, questa revisione di circoscrizioni ci viene proposta con motivazioni diverse. Per questo la cosa va giudicata a tavolino in base alle disponibilità che abbiamo e alle criticità che ci vengono proposte. L'ultima considerazione è che comunque
E qui ci tengo a ribadire questo concetto che è fondamentale, perché altrimenti non solo non ci capiremo, ma continueremo a risollevare quelle obiezioni che in realtà non hanno nessuna giustificazione. Le obiezioni, cioè, che se si dovessero riaprire tutto questo potrebbe avvenire a discapito dei tribunali già esistenti, sottraendo a questi tribunali delle risorse umane. Questo non avverrebbe in nessun caso, cioè laddove la nostra conclusione, tra l'altro esiste già ovviamente in Senato un disegno di legge con una discussione che è in corso su questo, ma per quanto riguarda noi del Ministero una cosa è certa, che laddove si dovesse arrivare a una riapertura di 1, 2, 3, 4 di queste strutture a suo tempo soppresse, questo non avverrebbe mai, e sottolineo mai, a discapito degli uffici vicini. Cioè, in poche parole, non sottrarremo mai né magistrati né collaboratori amministrativi per diciamo, creare o ricreare questi nuovi. Potremmo farlo, se decidessimo di farlo, proprio perché attraverso questo aumento straordinario di aiuti di personale amministrativo, di cui oggi iniziamo questo virtuoso percorso, e l'aumento, anche qui ci auguriamo, molto forte di magistrati, tutto questo potrà avvenire con l'immissione di energie e di personale nuovo. Tra l'altro in questo caso, laddove riuscissimo nell'impresa di avere più personale amministrativo e più magistrati, magari ricreando, parlo in ipotesi, il Tribunale di Bassano, questo sarebbe addirittura un aiuto per i tribunali viciniori, perché a parità di risorse verrebbero sgravati di una serie di contenziosi che invece verrebbero devoluti alla competenza del Tribunale che venisse riaperto. Altro, ragazzi? Prego. C'è l'ultima, no? Due domande, una per il Ministro, buongiorno. Aspettate l'inserimento. Vabbè, ci si ritrova. Buonissima. Ci si ritrova. Aspettate l'inserimento di quel personale, di quei 105 che hanno vinto il concorso regionale per attivare nuovi bandi, quindi per vedere se al primo giro di boa funziona. Chi gestirà l'inserimento, come verranno spartiti? Questa forse è più la domanda per i vertici degli uffici giudiziari, ma avete già una traccia di questo protocollo? E come funzionerà poi l'esportazione a livello di altre regioni? Domanda politica invece per il Presidente: sono prove tecniche di regionalismo e di autonomia regionale? No, sono prove tecniche di efficienza veneta, nel senso che noi veneti siamo abituati che davanti al problema, se è un problema è una soluzione, se non ha una soluzione non è un problema, per cui abbiamo trovato la soluzione, era un problema. E per quanto riguarda la modalità, questo è un primo bando, ne abbiamo un'altra graduatoria di 300 in arrivo, dopodiché si faranno ovviamente bandi e noi diventiamo di fatto la stazione appaltante, come dicevo prima, no? Nel senso che li faremo in base anche alle esigenze degli uffici giudiziari del Veneto. Quindi si procede questi 100, guardate, proprio contemporaneamente alla firma che faremo assieme al Ministro tra qualche istante, dopo penso 5 minuti, e nell'ufficio del capo di gabinetto i dirigenti firmeranno già l'accesso alla prima graduatoria. Ci teniamo a sottolinearlo perché non è fuffa. Grazie e chiudiamo. Prego, cosa succede? Chiedo scusa, ma perché il concorso non se li fa la magistratura e li deve fare la Regione? Perché una graduatoria pronta ci mette molto. No, questo l'ho capito, Presidente, ma lei dice poi noi diventeremo stazione appaltante. No, perché noi efficientiamo, cioè noi li dobbiamo fare e ci rendiamo anche conto che non ha senso fare lo stesso percorso in due, tanto vale che lo facciamo assieme. Questo è il senso. Sì, ma sono profili che magari sono anche interessanti per noi e comunque il bando può comprendere anche profili diversi. Cioè la legge non ci vieta che non si possa andare a scandagliare il mercato su profili diversi. Ultimissima, proprio perché c'è la mano, anche due, l'avevo detto prima. È un tema che non è legato all'argomento di oggi, se posso chiedere. La diga sul Vanoi, il vicepresidente della provincia di Trento... No, guarda, perdona.
Guarda, abbi la cortesia di capire che oggi non possiamo parlare della diga del Vanoi. Prego. Salve, Martina Zambon del Corriere, anche questo esula, però ha a che fare probabilmente un po' di più. Dipende quanto esula. Oggi in Regione, in Consiglio regionale, sono state depositate le 9.000 firme per una legge di iniziativa popolare relativa al fine vita, quindi con l'impegno eventuale della Regione a velocizzare le verifiche da parte delle USL. Siamo pienamente in quella no-play zone di cui lei ha parlato spesso, quindi la domanda è diretta: lei approva e pensa e spera che debba essere approvata in Regione questa legge? Ma guardate, a livello nazionale, poi qui c'è un esperto, stiamo parlando del fine vita, e a livello nazionale già l'indirizzo c'è una sentenza peraltro della Corte Costituzionale del 2019 che è chiara. Eviterei, perdonami, di parlare di queste cose in un contesto nel quale vogliamo valorizzare fino in fondo la firma di questo. Grazie. Allora passerei alla firma, tutti fermi, facciamo la firma col Ministro, poi c'è la consegna di un ricordo al Ministro, prego. Firmiamo sempre qua a Big. No, io sono una stilografica, no? Aspetta, cavolo. Che se lo metterà sul comodino. Pronto? Facciamo una foto col Ministro. Scusate, perdonate, la roba di famiglia. Allora riprendiamo la linea da studio. Questo l'omaggio del Leone Marciano al Ministro Nordio. Avete sentito dunque questo protocollo che sulla carta dovrebbe appunto aiutare, è importante perché dovrebbe appunto aiutare la magistratura, la giustizia in Veneto con l'immissione di di personale amministrativo, perché sapete bene che non è solo una questione, lo ha ricordato anche il Ministro Nordio, di magistrati, ma è anche un problema, e spesso sovrasta l'altro problema, un problema di amministrativi, cioè di personale nelle procure, nei tribunali. E dunque con questa firma si procede alla possibilità di poter immettere anche da subito 105 amministrativi dalla graduatoria del Veneto, la definita ZAI, la stazione appaltante. Questo dunque il senso del protocollo di questa mattina, firmato dal Ministro Nordio, che come avete sentito ha anche rassicurato sul Tribunale della Pedemontana, Tribunale di Bassano, e dunque che in una poi ottica di apertura non andrebbe a come dire, portare problemi agli altri tribunali a livello di personale. E poi il tema dell'abuso d'ufficio, che Nordio vuole fortemente come per abrogare ovviamente l'abuso d'ufficio, e le polemiche che ne sono seguite nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, ma Nordio appunto dice si va avanti verso quella direzione supportato anche dai sindaci, e non solo dai sindaci del centrodestra, contro quello che viene definito l'incubo della firma da parte dei sindaci. Queste dunque le parole del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Quindi questa sera poi vi racconteremo nel dettaglio qual è il senso pratico anche di questo importante protocollo per la magistratura, e quindi tutti i dettagli del protocollo per portare più personale amministrativo alla giustizia del Veneto, e sappiamo, insomma, ce n'è bisogno. La giustizia è importante perché vengano assicurati alla giustizia, scusate il gioco di parole, i banditi, i malviventi che imperversano nella nostra regione. Ovviamente non solo per quello, ma anche per quello, e banditi in azione l'abbiamo visti ad Abano Terme con il nostro Francesco Ratai, quel tentativo di una spaccata nel negozio di biciclette ad Abano Terme.
e poi ci sono le bande che assaltano i bancomat e i postamat, e c'è una banda in azione, forse più di una, che utilizza un nuovo sistema che non è più quello di assaltare con l'esplosivo le strutture metalliche dei postamat e dei bancomat, ma un vero e proprio chip, un sistema elettronico per hackerare i postamat e i bancomat. Lo hanno fatto a Marino di Piave 2 notti fa e il bottino è ingente. Un colpo da 140.000 euro, quello messo a segno dalla banda di rapinatori al postamat di Marino di Piave la notte tra martedì e mercoledì. Un bottino ingente che è stato possibile prelevare hackerando il sistema di erogazione delle poste in via Tadirosa. I ladri infatti avrebbero usato la tecnica denominata black box, che consiste nell'inserire un dispositivo esterno controllato dai malviventi in grado di disattivare il sistema di sicurezza. La manomissione del postamat ha permesso ai banditi di agire indisturbati nel silenzio, senza destare così nessun sospetto. La via dove si trova la posta è una strada secondaria, una zona tranquilla e residenziale. La signora che abita di fronte racconta che l'allarme delle poste il mese scorso a intermittenza continuava a suonare. Mia nipote è andata più di una volta a reclamare e gli ha detto: ma guardate che sto allarme suona sempre e dà fastidio, guardate che la volta che vanno veramente i ladri. Non è la prima volta che però viene preso di mira questo postamat? No, anni fa hanno fatto ancora. Quello del 28 giugno è infatti il secondo colpo che i ladri mettono a segno al postamat di Marino di Piave. Una somma ingente quella prelevata con questa tecnica, che non si è fermata solo al comune di Marino. Colpi simili sono stati messi a segno la stessa notte a San Giacomo di Veglia, nel comune di Vittorio Veneto, e la notte tra mercoledì e giovedì nella zona di San Donà di Piave. È di pochi giorni fa anche il tentativo di furto al postamat di Altivole, che però non è andato a segno per l'immediato intervento dei carabinieri. Una banda di cyberladri che agirebbe con questa modalità e che sta battendo diverse zone. In corso le indagini per identificare i malviventi. E i malviventi in azione lo sappiamo anche nelle case, nelle abitazioni. Abbiamo raccontato nei giorni scorsi dei raid, del doppio raid a 24 ore di distanza l'uno dall'altro a Roncade, ma ce ne sono stati altri a Villorba e a Monastieri. In particolare non hanno risparmiato nemmeno il salvadanaio di un bambino. Alle 16:30 i ladri sono in via San Rocco, tornano per la seconda volta nel quartiere di Roncade razziato il giorno prima. Alle 17:30 con tutta probabilità arrivano a Monastier e prendono di mira un'abitazione in zona residenziale, via Emilia. È Sara l'ultima a chiudere casa, lascia aperte 2 finestre con le zanzariere abbassate per far passare l'aria. Di lì a poco sarebbe arrivato il compagno. In pochi minuti i ladri entrano nella loro abitazione, addormentano il cane, mettono a suo quadro la stanza, la loro e quella dei bambini, spaccano il salvadanaio del bimbo più grande, 6 anni, portano via una collanina e un orologio, ma lasciano impronte anche sull'armadio della camera. Ecco la foto, poi sul davanzale e sul fasciatoio del bimbo di 1 anno e mezzo. Spostano un quadro, probabilmente per cercare una cassaforte. Sara e Luca non vogliono parlare, hanno affidato la loro rabbia ad un post tra i commenti del gruppo Furti in Corso. Sullo stesso social questa mattina è apparso questo post. Ladri a Villorba, anche in questo caso si sono introdotti in un'abitazione con i proprietari all'interno. A Monastier i ladri erano ancora in casa quando Luca è rientrato, con lui c'era il bambino più piccolo. Il sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli, ha annunciato l'intensificazione dei controlli, ha fatto un nuovo appello al controllo di vicinato, ma non nasconde la sua preoccupazione. Tutto il territorio comunale impensierisce da questo punto di vista, perché dove sono case sparse, perché sono case sparse, dove ci sono concentrazioni perché si pensa che sia qualcuno che magari va dal vicino. No, dobbiamo tenere gli occhi aperti e le orecchie ben tesi ovunque, e ripeto, quando c'è qualcosa che non ci quadra, meglio una telefonata fatta per niente che una mancata telefonata, quindi avvertiamo subito le forze dell'ordine. E come sappiamo la pista più accreditata per l'omicidio di Conegliano, il brutale omicidio di Margherita Ceschin, è quella dei ladri in casa, e quindi un furto diventato omicidio. Non è l'unica ovviamente delle piste, perché ci sono tanti elementi ancora da accertare da parte degli inquirenti, e questa mattina a San Pietro di Foletto si sono svolti i funerali della 72enne Margherita Ceschin. Vi racconteremo poi nel corso del nostro telegiornale di Treviso questa sera
questa cerimonia. Ovviamente il dolore a San Pietro di Feletto, era originaria di San Pietro di Feletto Margherita Ceschin, poi sappiamo che aveva a lungo vissuto e lavorato a Ponte di Piave prima di trasferirsi a Conegliano, dove è stata uccisa, e ieri per tutto il giorno il lavoro dei carabinieri del RIS di Parma a caccia di impronte. Hanno utilizzato i più sofisticati strumenti alla ricerca di impronte e tracce biologiche dei killer di Margherita Ceschin, la 72enne uccisa brutalmente nella notte tra venerdì e sabato scorso. I carabinieri del RIS di Parma sono arrivati nella mattinata e fino al tardo pomeriggio sono rimasti nell'abitazione di via 28 aprile. Gli uomini del reparto investigazioni scientifiche si sono fermati a lungo sulla macchina della vittima. I malviventi, dopo aver scavalcato la ringhiera, sono saliti sulla vettura passando da lato accanto al muro per non farsi vedere e poi da lì sul terrazzo che porta alla cucina della donna. Rilievi effettuati con lampade stroboscopiche e pennelli per la rilevazione di impronte latenti. Tutto è stato passato a setaccio, dal terrazzo ai tubi del gas alla grondaia, per poi passare all'interno della casa. Oltre al RIS, anche i carabinieri del nucleo investigativo di Treviso, del nucleo operativo di Conegliano, il pubblico ministero Anna Andreatta e il legale a cui si sono affidate le figlie della vittima, l'avvocato Umberto Saracco, che è entrato qualche istante nella casa. Una casa normale. Tranne la camera da letto? Non sono entrato in camera da letto e sono stato molto discreto. Sulla macchina sarebbe stata trovata un'impronta ora repertata, così come tutto quello che è stato trovato all'interno del terrazzo e della casa. Intanto si continua ad indagare. 2 malviventi senza scrupoli, 2 sagome immortalate nelle immagini delle telecamere. Nulla viene tralasciato, ogni ipotesi, ogni dettaglio. Tutto per bloccare i killer. Ancora un giallo, quello di Conegliano, ed è giallo, mistero ad Albignasego, dove è stato ritrovato un osso nella zona del cimitero. Vediamo allora il servizio. L'osso è stato ritrovato poco distante dal cancello d'entrata lungo il vialetto che porta alle tombe. Sembrerebbe un femore. Macabro ritrovamento all'interno del cimitero di Albignasego, nel quartiere di San Tommaso, lo stesso dove un mese fa si erano verificati smottamenti del terreno che avevano creato problemi di slittamento di tombe e lapidi. La segnalazione è stata fatta da alcuni cittadini agli operai del comune, che hanno subito provveduto a recuperare l'osso per farlo analizzare per capire se si tratti di un reperto umano o animale. Del fatto è stata informata l'USL 6 e la polizia locale, che ha già ispezionato l'area del ritrovamento per scongiurare l'ipotesi di qualche tomba manomessa. Nel cimitero sono in corso anche dei lavori di sistemazione di una tomba. Il mistero dell'osso ritrovato è stato rilanciato sui social, dove la notizia ha fatto clamore. Sempre dalla Padovana una terribile storia di violenza in famiglia, abusi su una tredicenne da parte del patrigno, nei guai anche la madre. È stata chiesta l'aggravante dell'abuso di genitorialità per una donna che ha consentito che il compagno abusasse di sua figlia minorenne. Entrambi sono accusati di violenza sessuale su minore. Dovranno rispondere davanti al Tribunale di Treviso a luglio, quando ci sarà la prossima udienza. Per la donna, madre della ragazza, all'epoca dei fatti tredicenne, il pubblico ministero ha chiesto l'aggravante del capo d'accusa. Il patrigno Orco è un uomo di Montegrotto Terme che nel 2019 abusò della figlia della compagna. Rapporti sessuali completi che la minorenne ebbe il coraggio di raccontare al padre, che sporse denuncia. Gli abusi più gravi vennero compiuti anche in presenza della madre nella casa dei nonni paterni nella provincia di Treviso. Dal Vicentino si allontana da una casa di accoglienza di Vicenza e non fa più ritorno. Ieri sera sono scattate immediatamente le ricerche con l'attivazione del piano provinciale della prefettura per le persone scomparse. Si era allontanato ieri sera da una casa di accoglienza di Vicenza e non aveva più fatto ritorno. Scattato l'allarme alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, sono iniziate subito le ricerche di un uomo affetto da diverse patologie. Attivato il piano provinciale della prefettura per le persone scomparse. Gli operatori TAS, topografia applicata al soccorso, hanno pianificato le zone delle ricerche assegnate alle squadre di terra del Comando Berico, ai nuclei cinofili di Vicenza e Padova e agli operatori del sistema aeromobile e pilotaggio remoto arrivati da Verona, che col supporto di un drone dotato di termocamera utile nell'oscurità della notte ha individuato l'uomo in un campo agricolo nella zona di Anconetta, a 500 metri dalla strada a ridosso di un boschetto.
I pompieri lo hanno raggiunto trovandolo in un buono stato di salute, probabilmente aveva perso l'orientamento. Subito assistito anche dal personale sanitario, è stato riportato nella casa di accoglienza di Vicenza. E sospiro di sollievo anche nel Trevigiano. Ieri abbiamo dato la notizia di una signora, Giuseppina Biscaro, di 83 anni, che era scomparsa dalla mattina, era uscita di casa. Fortunatamente l'anziana è stata ritrovata poi in tarda serata, è stata ritrovata ed è in buone condizioni, quindi ritrovata Giuseppina Biscaro a Villorba. Restiamo nella Marca, camicie prodotte in Romania ma destinate alla vendita come produzione 100% italiane. Allora l'illecito è stato scoperto dalla Guardia di Finanza. Sono 786 le camicie con etichetta contraffatta sequestrate dalla Guardia di Finanza per un valore di 70.000 euro. La merce è stata trovata a bordo di un autoarticolato fermato da una pattuglia del gruppo di Treviso al casello autostradale di Venezia Est, dopo che questo era entrato in Italia attraverso il valico di Gorizia Sant'Andrea. È stato proprio il conducente a riferire alle forze dell'ordine di trasportare camicie realizzate da un'azienda tessile romena. Le camicie in questione però erano contrassegnate da una falsa etichetta che indicava che la produzione fosse stata fatta interamente in Italia. Il carico era destinato a 2 aziende importatrici con sede legale ad Arezzo. 2 le persone denunciate per reato di falsa indicazione d'origine italiana. L'azienda di Arezzo è stata inoltre segnalata per responsabilità amministrative. Torniamo alla politica, adesso torneremo fra poco alla cronaca e in politica tiene ancora banco il post congresso, ormai quasi una settimana fa il congresso che ha portato alla elezione di Alberto Stefani alla guida della Lega regionale, ma come sappiamo qualche giorno prima c'era stata la conferenza stampa polemica, infuocata di Roberto Marcato, nella quale si ritirava dalla candidatura, il caso anche con Franco Manzato, e dal giorno di sabato, con quel post ironico capolavoro aveva scritto su Facebook dopo la vittoria di Stefani Roberto Marcato, si vocifera, si dice che l'assessore regionale si guardi intorno e che possa anche lasciare la Lega. Sono giorni di decisioni difficili per Marcato e intanto evidentemente e anche conseguentemente c'è chi lo corteggia politicamente, ad esempio Indipendenza Veneta. Dire molti adesso che fanno dei moniti, no, verso Marcato, attenzione perché chi esce dalla Lega poi non rientrerà mai più, stai attento Roberto, eccetera. Ecco, io credo che un uomo libero debba seguire proprio il suo cuore. Le orecchie di Roberto Marcato in questa settimana staranno fischiando a più non posso. Il suo nome rimbalza di frase in frase, di chat in chat, mentre il diretto interessato scansa dichiarazioni ufficiali e affida a Facebook frasi sibilline, ma già da sabato ha fatto intendere che si sta guardando intorno. C'è chi lo vorrebbe creatore di una nuova Liga Veneta staccata dal carroccio salviniano, un soggetto che potrebbe portare con sé non pochi leghisti delusi. E poi ci sono le sirene indipendentiste. Roberto si è sempre dichiarato indipendentista, è innanzitutto un amico, perché nei momenti dove così ho avuto bisogno di chiamarlo anche per la sua empatia verso il popolo veneto, è sempre stato disponibilissimo. Credo che Roberto sia diventato in qualche modo così invidiato da qualcuno, e i nomi magari li mettete voi. Qualcuno ha iniziato a vedere in lui un avversario per questa sua empatia con il popolo, per questo suo linguaggio, se vogliamo, molto basico, molto popolare, che però lo fa diventare un personaggio del popolo veneto, amato dai veneti, anche per i voti che lui riesce a portare a casa. E io credo che nell'anima di Roberto ci sia sempre questa voglia di Veneto. Se quello del segretario di Indipendenza Veneta non è un endorsement, poco ci manca. Io credo che Marcato sia un uomo che può fare la differenza adesso, che può incardinare così anche i veneti a seguire una strada diversa dalla politica italiana, perché oggi il Veneto ha bisogno di un partito territoriale che si occupi esclusivamente dei problemi del Veneto. Quanto è alta la percentuale di un clamoroso passaggio lo sa soltanto Marcato. Certo, pare difficile possa concretizzarsi. Troppo alto il rischio di un salto nel vuoto.
ma Indipendenza Veneta è convinta che sia l'unica strada per smarcarsi dalla Lega salviniana. Questo leone marciano che nasce nel cuore di ogni veneto indipendentista come io e tanti altri non c'è nella Lega di Salvini, se vogliamo essere sinceri. Poi se vogliamo giocare allora va bene tutto, però la coerenza innanzitutto in politica per noi è un valore assoluto. Chi può portare avanti un'autonomia forte, non questa, uno statuto speciale e chissà mai anche l'indipendenza, come auspichiamo noi, deve farlo perché lo sente dentro, a prescindere dal potere politico che si ha in questo momento. Altrimenti la politica diventa una specie di merchandising, di mercimonio. Nel Padovano la crisi del comune di Selvazzano che appunto rischia il commissariamento per la mancata approvazione del bilancio. Continua appunto la corsa contro il tempo. Oggi è il 29, il 5 luglio è l'ultimo giorno dei 20 giorni massimi assegnati. Onestamente, se qualcuno pensa di poter fare questa convocazione in violazione della legge, non sarò certamente io a violare la legge per nessuno, non l'ho mai fatto e tantomeno non intendo farlo adesso. Tempo scaduto per il presidente del Consiglio Comunale Enoch Soranzo, anche capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione. Sindaco uscente di Selvazzano Dentro, Giovanna Rossi ne ha raccolto nel 2019 l'eredità. Un mandato che, spiega, è stato tradito. Per quanto mi è stato possibile, io ho sempre cercato di aiutare a questa l'amministrazione Rossi. Il problema vero è che la città che avevamo lasciato e che qualcuno definiva una bomboniera, un gioiello nel 2019 e la continuità, i patti della continuità amministrativa che dovevano esserci e che il sindaco Rossi si era impegnata a portare avanti, di fatto non è avvenuta. Al bilancio Enoch Soranzo, uno dei 3 consiglieri astenuti durante la votazione di martedì, contesta problemi di tipo tecnico che sarebbero stati evidenziati dai revisori dei conti a cui la Giunta Rossi non ha messo mano nella seconda votazione. Dai rifiuti al taglio dell'erba, numerose le contestazioni anche all'azione amministrativa della Giunta. E sempre di più si vede che è un'amministrazione impegnata a equilibri politici anziché occuparsi dei cittadini e del territorio. La data ultima per l'approvazione è il 5 luglio, senza il via libera al bilancio 2022, dal 6 luglio il prefetto firmerà il commissariamento. Restiamo nel Padovano, andiamo proprio a Padova, a meno di una settimana dalla protesta delle famiglie arcobaleno davanti al tribunale che ha impugnato gli atti di nascita dei figli di 2 mamme. Il sindaco Giordani promette che ricomincerà presto a registrarli di nuovo e poi c'è anche un appello delle famiglie arcobaleno. Striscioni con lo slogan "Siamo tutte famiglie", il gruppo Famiglie Arcobaleno del Veneto ha lanciato un appello ai cittadini e alle istituzioni pubbliche ad esporre alle finestre e sui balconi uno striscione per sostenere le mamme che si sono viste impugnare a Padova gli atti di nascita dei figli registrati a partire dal 2017 dal sindaco Sergio Giordani. Proprio il primo cittadino padovano ha detto che sta attendendo in questi giorni il parere dei legali per poter poi ricominciare a registrare nuovamente i figli di coppie formate da 2 mamme. Sto aspettando che i nostri avvocati, sia esterni che interni, si esprimano ancora con più chiarezza, per tranquillità, ma non per problemi personali. Non voglio creare problemi, nel senso creare aspettative e via dicendo. Per cui sarà questionata 7-8 giorni quando avrò via libera, se avrò via libera nel senso giuridico. Ricominceremo con tranquillità. Entro al massimo una settimana, dunque, se ci dovesse essere il parere positivo dei legali del comune, Giordani conferma che tornerà a registrare i figli di coppie di mamme, in attesa che il Parlamento legiferi e faccia chiarezza su questo tema così delicato che riguarda i diritti dei bambini. Se poi il Parlamento delibera che non si può, non faccio. Io seguo le regole, sono un uomo di istituzioni, per cui il Parlamento dice non si può fare questa cosa, non la faccio. Oggi è proibito, i maschi non li faccio assolutamente. Le femmine non è chiaro, c'è un voto, nonostante qualcuno dice no, c'è una normativa, non c'è una circolare, per cui io mi adeguo. Come coscienza penso sia giusto non fare differenza tra Serie A e Serie B, tra bambini di Serie A e bambini di Serie B.
Prima della pubblicità un aggiornamento di cronaca dal sito del Gazzettino. In Trentino, incidente a Canazei, furgone esce di strada e finisce nella scarpata. 6 persone ferite, 4 di queste persone gravi, c'è anche un 11enne. Questo è accaduto a Canazei con il furgone che è uscito di strada ed è finito nella scarpata. Pochi istanti di pubblicità, poi è venerdì e all'1 appuntamento con Andrea Ferrazzi. Parleremo per parlare di ambiente e parleremo del caso Orso in Trentino, ma non solo. Ora in diretta era il 5 aprile a Caldes, la morte di Andrea Papi, l'orso che è tornato a far paura e ha innescato un dibattito forte, delicato, polemico, insomma un tema attuale, un tema caldo da affrontare. Lo facciamo, è venerdì, con Andrea Ferrazzi. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, con il presidente dell'associazione Persone, Ecologia e Reti abbiamo affrontato il tema dei ghiacciai, abbiamo affrontato il tema degli schianti di Vaia, ma il terzo fronte di quel viaggio lungo l'arco alpino è stato proprio dedicato all'orso. Allora, è un tema molto delicato e non si può non partire da questo tema se non parlando dai fatti. Cosa è successo, Andrea Ferrazzi, quel 5 aprile? Ma è successo quello che poi è stato sottolineato più volte anche nelle giornate, se si ricorda, successive, nelle settimane successive. Pensi che questo evento ha suscitato una tale eco che il giorno prima della mia visita al sindaco di Caldes, avvenuta appunto 2 settimane fa, era lì anche il New York Times. Cioè ha suscitato un dibattito non solamente locale, non solamente della gente della montagna, ma un dibattito nazionale ma anche internazionale, perché non era mai avvenuto nel nostro paese che un uomo fosse ucciso da un attacco di un orso, in questo caso sembra un'orsa. E Andrea Papi era un giovane che stava correndo lungo la strada forestale del suo comune, del Caldes, che è appunto un comune nella parte bassa, diciamo, della Val di Sole, quella valle straordinaria che è percorso dal torrente Noce, e di colpo verso le 19 di sera è stato aggredito da quest'orsa. Purtroppo è avvenuta una colluttazione, sembra non solo violenta ma anche piuttosto complicata. Lo zaino è stato trovato, mi raccontava il sindaco di Caldes, a diverse decine di metri di distanza dove è stato trovato il corpo, quindi segno probabilmente di una colluttazione, di una difesa da parte di Andrea nel tentativo di sfuggire a questa aggressione. Ed è stata oggettivamente un dato veramente drammatico che ha segnato e segna profondamente la storia di quella comunità, non solamente di quella comunità. Lei ha incontrato il sindaco di Caldes, Antonio Maini. Che comunità ha trovato qualche settimana fa, e l'eco ovviamente è ancora molto forte? Ma guardi, ho trovato una comunità davvero fortemente colpita da quello che è avvenuto. Tra l'altro Andrea Papi era un giovane di 26 anni fortemente integrato in quella comunità. Aveva ruoli nell'associazionismo locale, nell'animazione locale, era un runner, giovanissimo, con una famiglia. E la comunità si è sentita aggredita, ma non solamente dall'orso in quel caso, si è sentita sovraesposta dal punto di vista mediatico. Lei pensi che il sindaco di Caldes mi raccontava come nella loro lingua non ci fossero nemmeno i termini per esprimere le emozioni, i sentimenti, no? Perché mi raccontava, noi siamo gente di montagna, siamo gente abituata alla vita dura, qui sono appunto con il sindaco, alla vita di chi vive la montagna davvero, non la montagna idealizzata, cioè quella montagna nella quale va trovato un equilibrio tra la presenza dell'uomo e lo stato della natura e via dicendo. Ebbene, è una comunità che è stata fortemente provata, è una comunità che non ha le parole per esprimere
i sentimenti, ma per esempio 3 parole diverse per parlare di fieno, perché a seconda che il fieno sia raccolto in giugno, luglio, in agosto, lo chiamano in 3 modi diversi, no? E anche qua come linguaggio poi racconta davvero la storia della comunità. È una comunità fortemente impaurita. Mi raccontava il sindaco... Tuttora? Tuttora. Perché vede, il sindaco per esempio vive in una piccola frazione, in questo paese ha poco più di 1000 abitanti, il sindaco vive nella frazione di San Giacomo, sono 70 abitanti ed è una frazione proprio circondata totalmente dal bosco. Ebbene mi raccontava che lui in particolare, anche perché ha una figlia di 5 anni, una piccolina, né gli abitanti della sua frazione da quella notte, da quella sera, sono più usciti nel bosco, sono più entrati nel bosco, diciamo meglio, cioè si è sviluppata davvero una paura, un'ansia, e quindi è una comunità traumatizzata dall'evento e poi traumatizzata anche da tutte le polemiche che ne sono scaturite, perché è nato oggettivamente uno scontro tra il sentimento della comunità stessa e una parte, diciamo, dell'ambientalismo nazionale e internazionale che invece si è, diciamo, speso a difesa appunto degli orsi. È un equilibrio complicato da raggiungere, ma è un equilibrio che va raggiunto. Perché ricordiamo che non parliamo di una comunità astratta, ma una comunità che vive, che ha una sua economia. Di cosa vive, come funziona l'economia della Valle Alpina, di quella valle in particolare? Ma sa, come tutte le valli alpine sono valli in cui gli uomini ci vivono, cioè non sono ambienti solamente naturali, sono ambienti naturali antropizzati. E come sempre quando c'è la presenza dell'uomo nella natura va trovato un sano punto di equilibrio, tenendo anche conto del fatto che la presenza dell'uomo nell'arco alpino, se è una presenza sana, rende l'ambiente migliore, vivibile, salvaguardia la natura anche per tutti gli abitanti delle pianure. L'abbiamo già parlato l'altra volta, no? Parlando appunto dei ghiacciai, della tempesta Vaia e via dicendo. E lì quindi bisogna trovare l'equilibrio tra un ambiente naturale nel quale appunto attraverso questo progetto dell'introduzione di grandi carnivori, no? Nelle terre alte alpine, e quindi con tutta la difesa della catena ecologica animale, quindi completa in questo caso, però va trovato poi l'equilibrio con la presenza dell'uomo e i pascoli, l'agricoltura locale, il formaggio, il latte, i boschi che sono appunto coltivati come raccontavamo anche l'altra volta, gli itinerari turistici. Il turismo immagino che è chiaramente un altro elemento. Beh, lei sa benissimo, se ha frequentato quei luoghi, che la Val di Sole, diciamo, è divisa in 2 zone, no? Fondamentalmente. C'è l'Alta Val di Sole e poi c'è la Bassa Val di Sole. E l'Alta Val di Sole vive tantissimo di turismo. Lì sul fiume, sul torrente Noce si è sviluppato il kayak, il canyoning, la mountain bike, il trekking, famiglie che vanno nella Val di Peio, nelle valli laterali, fino al Tonale, nel gruppo dell'Adamello Brenta. Insomma, è una zona che è abitata dalle persone che sono nate lì, che vivono magari da generazioni, ma poi è una terra meravigliosa abitata da decine e migliaia di turisti durante l'anno, no? E poi c'è anche la presenza dell'agricoltura, in particolare nella Bassa Val di Sole c'è la presenza pensi per esempio, no, ai frutteti, in particolare le mele che vengono da quel territorio, o pensi anche ai vigneti. Peraltro è molto interessante capire come anche dal punto di vista dell'impatto ecologico tutto il Trentino stia facendo uno sforzo nella direzione di renderlo più, diciamo, compatibile con la natura, e quindi superando la monocultura agricola che c'è anche nel loro territorio e c'è anche molto in Veneto, superando i fitofarmaci o i pesticidi come vengono chiamati e sviluppando la coltivazione biologica. Ecco, all'interno di tutto questo mondo si sviluppa questo dramma, diciamo così, del rapporto tra i grandi carnivori, l'inserimento dei grandi carnivori in quel territorio e la presenza dell'uomo. A proposito di grandi carnivori, perché poi c'è anche il fronte lupo, allora viene da pensare che siano comunque abituate queste popolazioni alla presenza di questi animali. L'orso e il lupo erano presenti in quelle valli da quanto? Ma guardi, storicamente da sempre, fondamentalmente, in particolare diciamo nella zona centro-occidentale dell'arco alpino e anche centro-orientale, quella di cui stiamo parlando adesso, dell'arco alpino, c'era presente l'orso, c'era presente il lupo.
narrazione di viaggiatori del Cinquecento raccontano come si mangiasse la carne dell'orso e fosse considerata prelibata e via dicendo. E nel corso del secolo scorso però stava avvenendo la sparizione di queste due specie e quindi erano rimasti fondamentalmente pochissimi esemplari concentrati, diciamo, nella zona dell'Adamello Brenta, mentre via via si stavano estinguendo in tutte le altre zone, e quindi da qui poi l'intervento naturale e artificiale dell'uomo. E allora, noi abbiamo sentito parlare in questi quasi 3 mesi dalla morte tragica di Andrea Papi di due parole, Life Ursus, questo progetto, no? Molti non sanno cos'è, e attorno a Life Ursus è sviluppata anche una parte della polemica. Spieghiamo allora ai nostri telespettatori che cos'è, dove nasce il progetto Life Ursus. Ma allora guardi, innanzitutto è interessante notare come la presenza dell'orso in quelle aree sia stata riprodotta appunto artificialmente attraverso questo progetto, e come invece il lupo sia stato introdotto naturalmente. Cioè una coppia, un lupo e una lupa si sono trovati, uno veniva da est e dall'ovest, più o meno nel tempo in cui è stato introdotto l'orso, e hanno iniziato un ripopolamento. Parliamo di quanto? Diciamo 20-25 anni fa, okay, fondamentalmente, fine degli anni 90, ecco. Life Ursus è, diciamo, l'ultimo progetto che segna, diciamo, l'introduzione artificiale dell'orso in quelle aree, e nasce da dove? Beh, nasce fondamentalmente dal punto di vista giuridico dalla Convenzione di Berna del 1979, quando gli scienziati e i rappresentanti delle istituzioni di varie parti del nostro continente hanno stabilito che c'erano delle razze autoctone, diciamo animali ma anche piante, che rischiavano l'estinzione, e dunque un grande progetto di promozione dell'inserimento e di protezione della specie. In particolare relativamente, diciamo, ai grandi carnivori si parlava degli orsi, si parlava dei lupi e si parlava della lince. E da lì quindi è nata poi tutta un'attività legislativa a livello europeo, per cui qualche anno dopo, in particolare nel 1992, ecco la direttiva Habitat, che è quella che segna proprio la promozione della protezione e quindi l'inserimento dell'orso e del lupo come fattispecie che devono essere, che sono considerate appunto specie protette. E in quel contesto, poi a partire da quella direttiva, la legislazione dei vari paesi europei appunto ha fatto propria quella direttiva europea, e questo è accaduto anche nel nostro paese. Ecco che nel 1999 questo progetto decolla. È un progetto che non riguardava solo quell'area, l'area di cui stiamo parlando, quella regione, ma varie regioni dell'arco alpino, e quindi cosa succede? 2 coppie di orsi vengono prelevati dall'uomo della Slovenia e vengono portati qui, all'interno di alcuni obiettivi che si erano dati. 1999? Sì. Esattamente 20 anni dopo la convenzione di Berna. Sì, sì. Okay, quindi così nasce l'uso. Questa convenzione prevedeva delle deroghe, cioè numeri di presenze di orsi? Sì, questa convenzione stabilisce che per determinati motivi gli organi istituzionali possono intervenire naturalmente per porre dei limiti. Per esempio quando si parla di sicurezza pubblica, quando si parla anche di allevamenti, sicurezza degli animali allevati e via dicendo. E stabilisce in particolare che siano il Presidente della provincia, in questo caso Autonoma di Trento, o il Ministro dell'Ambiente ad avere la possibilità di intervenire. Però vede, è un progetto che oggettivamente dal punto di vista quantitativo è un po' sfuggito di mano. Ecco, perché quando fu pensato... È uno dei problemi questo? Questo è uno dei problemi, questo è uno dei problemi della convivenza, perché era un progetto che prevedeva più o meno una 50ina di esemplari a regime. 50. E invece oggi il numero, io non sono riuscito a capire, e secondo me non lo sa nessuno qual è il numero esatto di orsi presenti in Trentino in quell'area in particolare. Siamo quasi certamente oltre i 100. E poi, sa cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che le infrastrutture da un certo lato, in particolare il Brennero, stanno evitando, negando la possibilità di spostamento di questi orsi. E poi nelle regioni accanto, che all'inizio avevano partecipato al progetto stesso, si è sviluppata invece una sensibilità all'opposto e quindi un rigetto nei confronti di
questo progetto. Il combinato disposto di queste due cose ha fatto sì che ci fosse stata una moltiplicazione, diciamo, dei capi all'interno del territorio trentino e quindi una vicinanza sempre più stretta con gli esseri umani. Perché quando lei ha più di 100 esemplari ristretti in un ambito così appunto, diciamo, circoscritto dal punto di vista territoriale, beh, lì nascono appunto le tensioni che poi hanno portato certamente a questa aggressione, ma hanno portato da svariati anni al fatto che per esempio gli orsi in alcuni paesi di fatto entrano nei centri abitati, saccheggiano delle provviste, uccidono anche animali quasi di affezione, animali d'aia e via dicendo. E quindi c'è oggettivamente un tema da affrontare. Quindi c'erano delle deroghe, ma si è andati oltre anche le deroghe? No, la deroga non era dal punto di vista quantitativo, la deroga stabilisce che l'ente, l'istituzione può intervenire nel momento in cui ci sono dei problemi. Okay. Ecco che appunto il Presidente... Le hanno esercitate quindi? Il Presidente, se lei ha seguito, certo, come so che avete ben seguito come emittente la questione, e il Presidente della provincia ha emanato un'ordinanza contingibile urgente prima dell'uccisione, poi della cattura dell'orsa, cattura che poi è stata fatta, e lì ne è sorta anche tutta una questione giuridica, tanto che è stato fatto poi ricorso al TAR, il TAR ha sospeso la prima ordinanza del sindaco, certo, per un difetto, diciamo, dell'ordinanza stessa, e però questo non risolve la questione di fondo, che è quella come trovare un equilibrio all'interno di questa realtà. Come si trova un equilibrio? Non è facile, però bisogna avere il coraggio di affrontarlo, perché vede, per esempio, all'inizio, quando è stato introdotto questo progetto, il Trentino Alto Adige riteneva addirittura di utilizzare questo progetto come un momento di attrattiva turistica e anche dimostrando che c'era la possibilità di lavorare su un contesto naturale che appunto riuniva tutta la catena anche animale, con la presenza dell'uomo, con la presenza delle attività umane, con la presenza del turismo, eccetera. E beh, questo è una bella sfida. È una sfida da affrontare, io credo che vada affrontata con equilibrio e intelligenza, senza derive, diciamo, di carattere ideologico o strumentali, capendo e conoscendo le questioni di cui stiamo parlando, avendo la sensibilità di riconoscere la cultura del luogo, la presenza del luogo, avendo la sensibilità naturalmente anche di difendere gli animali, perché è di ogni evidenza che c'è giustamente una grande sensibilità nella difesa degli animali che sta crescendo nel nostro paese, ma non solamente nel nostro paese. E che certo non c'era 20 anni fa, insomma era presente ma non così forte come adesso. Poi voglio tornare con lei su Caldes, mi interessava sentire anche un po', tornare un po' sulla popolazione. Si può intervenire anche come dire, a livello di legge, a livello di Stato, comunque per la tutela della protezione degli animali, ed è stato fatto questo proprio nella Costituzione, così? Sì, nella Costituzione io ho avuto l'onore di essere stato uno dei 7 del Comitato Ristretto che ha scritto la riforma della Costituzione, e poi abbiamo fatto l'accordo politico che ha consentito di modificarla davvero. Qui è appunto, si può vedere l'articolo 9. L'articolo 9 è uno dei primi 12 articoli del testo costituzionale, qui 12 articoli che definiscono i principi fondamentali della Costituzione. Beh, lei tenga presente che dal 1948 ad oggi la Costituzione, cioè in tutta la sua storia, nella sua vita, non era mai stata toccata nei primi 12 articoli. Noi l'abbiamo fatto, io appunto ero rappresentante all'interno del Senato della Repubblica, e abbiamo voluto inserire all'interno della modifica di quell'articolo il fatto che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, perché riteniamo che all'interno della tutela dell'ambiente, così come abbiamo voluto, ci dovesse essere anche questa particolare intenzione, questa particolare, come dire, attività legislativa che, essendo di natura costituzionale, è di ogni evidenza che poi avrà delle ricadute a livello della legislazione, a livello della pubblica amministrazione, a livello dei comportamenti individuali, perché è chiaro che tutto l'ambiente va amato, tutto l'ambiente va rispettato, e quindi anche gli animali lo devono essere, essendo parte costitutiva dell'ambiente stesso. Certamente però, come racconta il caso avvenuto a Caldes, va fatto tutto ciò attraverso i cervelli che funzionano.
non cervelli mandati all'ammasso con pensieri ideologici di parte, incapaci di trovare conciliazione e punto di equilibrio, ma attraverso la capacità di capire quali sono i punti di accordo possibile, se ci sono dei limiti, per esempio, oltre i quali non si può andare appunto dal punto di vista della quantità di questi animali, e naturalmente anche nel rispetto delle attività dell'uomo che sono fondamentali. Lo diceva lei, insomma, la Costituzione è la legge primaria dello Stato e quindi quello che è scritto in quell'articolo 9, quell'aggiunta che abbiamo visto in grassetto, indica un percorso dal quale non si può derogare, insomma, quindi è importante aver cambiato la Costituzione su questo punto. Allora, volevo tornare un secondo a Caldes. Una comunità impaurita, viene da pensare, sono appunto persone che, come dire, sono abituate a questi animali, hanno più paura del clima che c'è attorno o dell'animale, secondo lei? Ma io li ho trovati abbastanza colpiti da entrambe le faccende, da entrambi i lati della questione. E certamente comunità impaurita, come le dicevo prima, perché quando c'è una persona che viene aggredita, una persona proprio conosciuta, stimata e amata nella comunità, e poi così giovane che viene uccisa, è di ogni evidenza che questo lascia il segno, no? Lascia il segno profondo. È una comunità, mi diceva il sindaco, che ha bisogno di equilibrio, ha bisogno di pace e di serenità. Queste sono state le 3 parole che ha utilizzato. Lei tenga in considerazione il fatto che il sindaco è stato colui che ha dovuto riconoscere il corpo aggredito, è andato a vederlo in obitorio. È quello che alle 4 del mattino ha dovuto bussare a casa della compagna, della famiglia di Andrea Papi per raccontare quello che era avvenuto, perché sa, poi studiando e vedendo queste cose a distante si possono assumere delle decisioni che poi non guardano nella complessità della questione. E quindi è una comunità che certamente richiede di essere capita, ed è una comunità, detto del sindaco, che vuole delle soluzioni equilibrate, e su questo non hanno delle posizioni preconcette. Hanno delle posizioni che chiedono, per esempio, che siano gli esperti a definire all'interno del progetto che è stato appunto scelto e che poi è stato implementato, di trovare le soluzioni, perché se qualcosa è sfuggito di mano, se il numero degli orsi è abbondantemente superiore a quanto era stato stabilito principalmente, bisogna evidentemente intervenire, lo si può fare in moltissimi modi. Certamente il modo per farlo è quello del dialogo, della ricerca anche scientifica e dei metodi che possono essere innumerevoli. Ecco, tecnicamente parlando, questo eccesso, diciamo, di animali, come si può gestire? Devono andare da qualche altra parte, però c'è bisogno che qualcuno se li prenda, no? Questo è il concetto. Ecco. Vede, come dicevamo prima, in realtà quando è nato questo progetto, Life Ursus, erano molte le comunità e anche le regioni che avevano aderito allo stesso. E poi c'è stato, come dire, un ritorno a posizioni molto precedenti, e bisogna avere la capacità di dialogare, bisogna avere la capacità di capire qual è il limite che la natura pone a questi animali, tenendo conto peraltro che lì c'è un altro problema, mi raccontavano gli esperti, che essendo orsi che si fermano lì solo tra di loro, poi riproducono, diciamo, sono tutti, coloro che si riproducono sono consanguinei, e quindi potrebbero anche dare dei problemi dal punto di vista dell'evoluzione degli orsi in quel territorio. E quindi anche da questo punto di vista potrebbero essere studiati, raccontano gli esperti, dei metodi anche come di scambio, no? E di diffusione degli stessi in contesti che possono accoglierli in maniera magari anche molto più equilibrata. L'ultima domanda che le faccio, allora, così ci rivolgiamo proprio ai telespettatori che ci hanno seguito. Cosa diciamo ai nostri telespettatori? Come devono guardare a quelle zone? Ma guardi, quelle sono delle zone che sono favolose. Tutto l'arco alpino è fatto di valli, di vallate che ci invidia tutto il mondo. È anche vero, come raccontano alcuni, ma devo dire che lo dimostrano anche scientificamente, che per esempio nel Nord America ci sono interi boschi, foreste, che vengono visitate da decine di migliaia di turisti e che vedono la presenza di orsi anche molto più aggressivi e grandi dei nostri, pensiamo al grizzly. Ma lì hanno sviluppato una competenza, una capacità di, diciamo, comportamento che consente anche ai turisti di vivere il rapporto con la natura in maniera sana e anche molto sicura. Da questo punto di vista anche le comunità del Trentino hanno già lavorato. Io ho trovato, per esempio, nella visita che ho fatto in quelle valli decine di volantini precedenti all'attacco
dell'orsa in cui raccontavano come stabilire un rapporto, cosa fare nel momento in cui si incontra un orso, cosa fare nel momento in cui un orso dovesse manifestare, diciamo, una particolare vicinanza e via dicendo. Sono comunque valli che sono valli straordinarie, quindi non bisogna assolutamente perdere l'attenzione nei confronti delle stesse, non bisogna abbandonare quelle comunità alle loro difficoltà, perché non possiamo pensare che dalle pianure andiamo solamente in montagna per goderci le vacanze e dopodiché arrivederci, che si arrangino. Bisogna sviluppare anche delle normative, un'attenzione istituzionali capace di aiutare queste valli a trasformare la loro economia per renderla sempre più naturalmente equilibrata dal punto di vista dell'equilibrio ecosistemico, ma anche capace naturalmente di sviluppare quell'attenzione alla natura che è assolutamente imprescindibile. Vede, nella riforma della Costituzione di cui abbiamo parlato adesso, la parte iniziale della modifica dice che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Su questo noi abbiamo voluto fare un salto di qualità, cioè la Repubblica, se le vede, non tutela più solo il paesaggio, e ci mancherebbe altro, continuerà a tutelarlo, e il patrimonio storico e artistico della nazione, e ci mancherebbe, continuerà a tutelarlo, ma abbiamo inserito, come vede da una parte in grassetto, la tutela dell'ambiente, nella condizione e diciamo nel significato di biodiversità e di ecosistemi, nell'interesse delle future generazioni. Questo è un passaggio straordinario, perché abbiamo voluto inserire all'interno della Costituzione non solo il concetto di sostenibilità, anzi di solidarietà intragenerazionale che era già presente marcatamente, ma anche quello della responsabilità intergenerazionale. Cioè iniziare a capire che ogni scelta che noi compiamo deve rispondere non solamente a noi, ai nostri interessi, agli interessi di questa generazione, ma deve rispondere agli interessi dei miei figli e dei miei nipoti. Questo è un approccio sano, questo è un approccio intelligente, questo è l'unico approccio possibile che può sviluppare appunto un'economia anche che sia, diciamo, sostenibile e che crei valore e benessere per tutti e non solo per qualcuno, magari contro altri. La parola giusta, questa è importantissima, e poi la parola invece per quanto riguarda il problema è equilibrio. L'equilibrio, insomma, che deve essere la base per il ragionamento, perché c'è un problema da risolvere. Grazie allora, grazie a Andrea Ferrazzi, noi ci rivediamo la prossima settimana, sempre venerdì all'1. Di cosa parleremo? Lasciamo la suspense. Vedremo, approfondiremo questa settimana, decideremo insieme. Lasciamo la suspense allora. Grazie ad Andrea Ferrazzi, adesso dico la pubblicità. Dico la regia, scusate, Mattia Pizzai e Francesco Pezzo, lanciamo il meteo, la pubblicità e poi di nuovo in diretta per la parte politica. Grazie ancora. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in calo, venerdì attendiamoci un peggioramento del tempo, ma per giovedì intanto avremo condizioni stabili. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 29 giugno evidenzia un contesto buono con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi, cielo anche coperto di mattina ma precipitazioni assenti. Temperature stazionarie, minime tra 15 e 22 gradi, massime tra 26 e 29 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo tanto sole, cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sulla zona montana, ma in genere senza piogge. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 27 e 28 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con qualche nube nel pomeriggio. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 27 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.
Al primo posto la voce infrastrutture e trasporti, quasi 4 miliardi. All'ultimo le politiche sul lavoro, meno di 100 milioni. Voci di spesa, progetti e scelte. Sul piatto ci sono gli oltre 9 miliardi e mezzo di euro di risorse del PNRR in Veneto e gli investimenti fin qui progettati dalla Regione. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dice il governatore Luca Zaia, è un'occasione imperdibile per consentire quelle trasformazioni che possono garantire alla cittadinanza un futuro più inclusivo, verde, digitale e alle imprese un sistema più snello, efficiente e sostenibile. Ecco dunque il quadro delle risorse e i settori impiegati, dove spicca in modo evidente la quota riservata alle infrastrutture e trasporti, 3 miliardi e 750 milioni di euro, 3 volte tanto le risorse destinate alla sanità, al secondo posto con 1 miliardo e 73 milioni, e all'istruzione 1 miliardo e 22 milioni. Prima voce sotto il miliardo quella di territorio e ambiente, 863 milioni, e a seguire infrastrutture e politiche sociali, quasi 696 milioni, ricerca e innovazione, 493 milioni, turismo e cultura, 438 milioni, innovazione e imprese, 310 milioni, agricoltura, 309 milioni, digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione, 207 milioni, energia, 183 milioni, efficienza energetica degli edifici, 121 milioni e il fanalino di coda dei 92 milioni per le politiche per il lavoro. I progetti più significativi riguardanti il territorio sono alta velocità, alta capacità Brescia-Verona-Vicenza-Padova, tranvia a Padova, piste ciclabili turistiche, progetto sul Delta del Po, progetti di ricerca università, progetto di Requaro Terme, borghi storici, progetto all'Arsenale di Venezia, progetto sull'idrogeno a Marghera, interventi sul sistema portuale, interventi diffusi sugli asili nido e scuole, case di comunità. La quota maggiore di risorse è gestita da Rete Ferroviaria Italiana in relazione all'alta velocità, alta capacità, seguita dai comuni, dalla regione, dalle università, dagli istituti scolastici. Infine il capitolo trasparenza. La regione si è attivata per monitorare quotidianamente l'andamento del PNRR. Per questo all'interno del sito istituzionale è presente una sezione dedicata in cui, tra l'altro, sono aggiornati periodicamente i dati finanziari. Allora, questo è il quadro il punto della situazione della Regione sui 9 miliardi e mezzo di euro destinati al Veneto. Ripartiamo da qui in diretta, ma parliamo anche del MES, con una notizia adesso che leggerò da Repubblica. Prima però saluto e ringrazio gli ospiti. In studio con me Nicolò Rocco, Azione Italia Viva, buongiorno. Buongiorno. E Marco Zabai del Partito Democratico, buongiorno. Direttamente dunque dal Consiglio Comunale di Treviso, e poi in Skype da Bruxelles, ma non per questioni di politica europea ma per lavoro, Fabio Crea di Fratelli d'Italia. Buongiorno Crea. Buongiorno a tutti gli ospiti. Allora, io riparto da lei perché leggo da Repubblica, partiamo così con i temi diciamo più nazionali, poi andiamo sul locale come sempre. Leggo da Repubblica, MES, solo 4 mesi di stop, scontro in maggioranza, sconfitta la linea dura di Meloni e Salvini, Camera deserta per il dibattito, appena 15 deputati. Questo è un altro dei fronti insieme al PNRR delicatissimi, acceso confronto fino a notte fonda nel centrodestra, alla fine salta l'opzione ventilata alla Camera dal capogruppo di Fratelli d'Italia Foti, passa la linea spinta da Giorgetti, Fitto e Tremonti. La maggioranza presenta una sospensiva della ratifica del MES che prevede uno stop di 4 mesi al massimo in attesa di completare le modifiche del patto di stabilità e dell'unione bancaria. Dice Repubblica, Giorgia Meloni e Matteo Salvini devono cedere alla linea dei moderati del centrodestra e alle pressioni europee. Riparto a lei, Crea, cosa dice di questo? Ma dico che non mi pare che ci siano pressioni europee alle quali il governo abbia ceduto, anzi mi sembra che ci sia un'impostazione completamente diversa, nel senso che rispetto a quelle che sono le pressioni di questi giorni da parte delle istituzioni europee c'è una presa di posizione importante da parte del governo nella sua interezza e innanzitutto di Giorgia Meloni, che così come è stato chiesto di ratificare il MES è qualcosa che in questo momento è stata ritenuta non accettabile. Quindi una pausa di riflessione assolutamente opportuna. La linea mi pare che sia quella sostenuta dal governo e in particolare dalla Meloni, che quindi non ha certamente ceduto in alcun modo quelle che sono le pressioni europee, anzi mi sembra che sia assolutamente in controtendenza rispetto a questa visione. Zabai. Ma allora io penso che qui si sia manifestata quella che è la differenza tra fare demagogia e poi governare, nel senso che
Per anni abbiamo visto come l'avversità al MES di Lega e Fratelli d'Italia lo aveva reso questo feticcio da usare in campagna elettorale per attaccare l'Europa brutta e cattiva. Adesso che rimaniamo come paese con il cerino in mano, essendo l'unico che non ha ancora ratificato la riforma del MES, che ripeto non vuol dire usarlo, cioè non è che se uno approva la riforma del MES allora lo Stato lo deve utilizzare, semplicemente si procede al vaglio appunto di questa riforma. Adesso non sanno che pesci pigliare, si aggrappano a posticipi di più o meno lungo periodo, o medio periodo, o piccolo periodo, ma la natura è sempre quella, dovranno prima o poi prendersi delle responsabilità. Per ora stanno, come dire, sperimentando sulla loro pelle che tra le parole urlate durante gli anni dell'opposizione e le responsabilità quando si governa c'è una bella differenza. Veramente lo sta sperimentando l'Europa, visto che stiamo facendo esattamente quello che abbiamo detto in campagna elettorale, così come sì, il MES non vedremo alla fine, tanto lo approverete, tanto lo approverete, certo, quindi Zabai, lo vedremo alla fine. Lo approverete, non si preoccupi, Crea. Non si preoccupi, Crea, che lo approverete. In questo momento non si può certamente dire che abbiamo una azioni in controtendenza rispetto a quello che era in voi avete una maggioranza spaccata, come ha dimostrato anche il risultato di questa notte e come si vedrà fra 4 mesi quando appunto approverete il MES. Voi state semplicemente in questo momento prendendo un po' più di tempo, siamo l'unico paese in Europa che non ha ratificato il MES, vi state prendendo una responsabilità di farci fare la figura dei bambini di fronte invece a quello che è un'Europa che vuole andare avanti, e invece voi avete infilato l'Italia con il vostro blocco di posizione ideologica. Questo alle politiche del Partito Democratico. Guardate che al governo ci siete voi adesso, questa manfrina del Partito Democratico al governo. Ci siamo noi e non abbiamo ratificato il MES. Lo ratificherete. Coerentemente con quello lo ratificherete, vedrete che lo ratificherete. I poteri di veggenza di Zabai sono invidiabili. Mi fa piacere perché sentiamo vorrei anche anche io poter dire lo stesso ai suoi. Posso dire, cioè, è oggettiva la sconfitta della linea Salvini-Meloni, perché loro hanno sempre detto noi firmiamo con il sangue il fatto che non ratificheremo il MES, e si sono trovati una maggioranza di buonsenso, si sono trovati una struttura che sa fare i conti, perché il problema è che noi abbiamo bisogno del MES, abbiamo visto i dati sul PNRR, il fanalino di coda sono le politiche sociali e la sanità, perché per quello serve il MES, motivo per il quale è fondamentale approvare il MES. Adesso, per non perdere la faccia e non perdere la maggioranza, si rimanda di 4 mesi. Perché? Perché se no, se si fosse andati al voto, il MES sarebbe passato, ma non per giochi di maggioranza, non per giochetti politici, perché serve all'Italia. Perché il problema è che quando si prendono i voti dicendo noi faremo delle cose, raccontando delle bugie, poi quando ci si confronta con la realtà purtroppo o per fortuna vince. Quindi il problema dal mio punto di vista non è neanche la spaccatura della maggioranza e non è neanche la difficoltà che in questo momento ha Giorgia Meloni, che purtroppo, ma io dico purtroppo per il Paese, sta perdendo tutte le partite europee. E le sta perdendo anche perché ha fatto le alleanze sbagliate in Europa e ha un asse sbagliato in Europa, quindi è costretta in qualche modo a provare a rimandare, a provare a trattare, essere presa per i capelli su altre partite come quelle della NATO. Ma il problema dal mio punto di vista è che il MES ci serve e andrebbe approvato subito, per cui non mi pongo neanche il problema che sarà successivamente una partita politica che spaccherà la maggioranza al fatto di andare ad approvarlo fra 4 mesi. Io sono da italiano dispiaciuto che non si approvi subito, quindi quello secondo me è un dato politico ancora più serio e su cui riflettere di più rispetto al fatto che effettivamente c'è una maggioranza che sta insieme per interessi elettorali ma non riesce a stare insieme su un programma di governo. Crea. No, ma veramente mi sembra di vivere una realtà completamente diversa rispetto a quella di chi stava parlando, nel senso che dire che la Meloni è in difficoltà, dire che è subalterna a quella che sono le istituzioni europee, quando è di tutta evidenza che sta acquisendo una assoluta centralità all'interno del panorama europeo, non ultimo quella che è stata l'attività
cui si è adeguata anche la Presidente della Commissione nel Nord Africa, nel momento in cui evidenzia la necessità di una modifica del patto di stabilità, nel momento in cui dice il MES così com'è non lo ratifichiamo, mi sembra che quello che stanno raccontando i miei interlocutori sia qualcosa assolutamente diversa da quella che è la realtà che tutti stanno vedendo. Quindi questa presunta difficoltà da parte della Meloni non capisco veramente sulla base di quali elementi concreti e reali la stanno evidenziando. Onestamente mi sembra di vivere una realtà diversa. Fortunatamente la realtà è quella che hanno deciso milioni di elettori quando ci hanno votato. Sì, l'hanno decisa dicendo che non si sarebbe ratificato il MES. Oggi scopriamo, che mezza maggioranza lo vuole ratificare. Nicolò, lo abbiamo ratificato ad oggi? No, voi avete detto che non sarebbe mai passato. Dopodiché e adesso dite ci prendiamo 4 mesi per trattare su altre cose per poi approvarlo. Cioè, quello dice Oggi non è stato approvato. Quindi i vostri poteri di veggenza saranno i poteri di veggenza che verificheranno. Non sono poteri di veggenza nel momento in cui la decisione è stata presa, cioè voi non avete detto non lo ratificheremo, abbiamo detto, avete detto che è sospeso nel mentre si discute di altre cose, non avete escluso la ratifica. Allora è una bella differenza. Voi avete promesso che non lo avreste ratificato, adesso non siete in grado di dire non lo ratificheremo, perché non lo state dicendo, se no non lo avreste già votato e avreste votato contro. Invece non avete votato contro, perché se voi non lo volete ratificare, votate contro, portate al voto e votate contro. E invece voi non avete fatto così. State sospendendo una cosa perché non sapete che pesci pigliare. Però la mia domanda è, cioè io vorrei capire proprio tecnicamente per quale motivo Crea e la Meloni sono contro il MES. I parametri del piatto di stabilità innanzitutto, quindi ci sono tutte delle questioni di natura economico-finanziaria che vanno modificate. In presenza di questi elementi, come per esempio quello del patto di stabilità, il MES così com'è non può essere ratificato. Ma non vedo una correlazione. Con questi, come? Qual è la correlazione? La correlazione è che con gli indici del patto di stabilità attuali il pericolo di uno sforamento e quindi il pericolo di dover ricorrere al MES è un pericolo reale che l'Italia non vuole correre, questo governo non vuole correre. Quindi uno dei punti che si intendono modificare, che la Meloni vuole che siano modificare, è esattamente il patto di stabilità, per esempio. E quindi il rinvio non è un rinvio perché non si sa che pesci prendere, ma è evidentemente un rinvio per quella che è la trattativa politica all'interno delle istituzioni europee su quelle che sono le richieste del governo italiano. Ha appena detto che voi non lo volete il MES, punto e basta, ok? E adesso invece ha già cambiato idea nel giro di 5 minuti. Benissimo, allora votate contro. Perché sospendere per 4 mesi se siete così contrari? Per cambiare, credo, no? Sì, ma non hanno nessuna... Cioè, lui mi accusa di fare preveggenza, a me quando in realtà sta dicendo che no, invece lui ha già previsto che ci sarà... Tutti i paesi europei, chissà come mai, verranno incontro a Giorgia Meloni e diranno sì, modificheremo tutto perché ce lo dice lei. Allora, io non sarò un preveggente, ma non penso neanche che lo sia Crea rispetto all'intera istituzione europee. No, io non lo sono, Zabai lo è sicuramente. Va bene. Rocco, chiudiamo sul MES con lei? No, a me sembra che il tema del patto di stabilità, che tra l'altro era uno degli elementi fondanti su cui ha fondato la sua politica un ministro che era il ministro Tremonti, che oggi è l'economista di Fratelli d'Italia, oggi ci venga detto che è uno degli elementi per cambiare il MES. Ma è una cosa che non esisteva 2 anni fa, 1 anno fa, quando Giorgia Meloni è passata dal 10 al 30% dicendo che non avrebbe mai ratificato il MES. Le condizioni economiche cambiano nel giro di qualche mese, figuriamoci nel giro di anni, con tutte le problematiche. Ma è un errore, cioè uno deve fare le cose sulla base di una visione del mondo, perché sennò dopo si alza un tasso. Cioè quello che ci sta dicendo adesso, per esempio la BCE sui tassi, è che noi non dobbiamo ragionare, vabbè oggi c'è la pandemia, domani c'è... la guerra, noi dobbiamo ragionare per macro trend. Allora, o una persona ritiene... importanti sui tassi. Cosa? Sta dicendo le cose importantissime sui tassi. Le condividono tutte le politiche economiche della Lagarde. Ovviamente è una battuta. Insomma, certo, perché voi eravate fuori dal governo Draghi, Draghi ha detto sui tassi la BCE sta facendo bene. Infatti la politica di Draghi è esattamente opposta a quella della Lagarde.
Perché cambiano le condizioni, come hai detto tu prima. E infatti erano anche peggiori quelle che esistevano al tempo di Draghi. Però a me sembra che stiamo un pochino cercando di cambiare il discorso, per non dire che uno ha vinto le elezioni dicendo il MES non lo approva e poi invece sarà costretta ad approvarlo. E allora andrà a trattare su qualche migrante in più. Allora diciamo così, quando e se verrà approvato ci ritroveremo. Voglio un pitone da parte di Crea, così sono... Ci ritroviamo qui tutti e tre e ci prendiamo un caffè anche. Allora, l'altra sigla ovviamente di cui si dibatte non è solo il MES ma anche il PNRR, in attesa della terza rata, ancora in corso i lavori sulla terza rata del PNRR, proprio da Bruxelles un'ansia. Restano appunto il problema dei ritardi, abbiamo visto anche insomma quali sono gli investimenti in Veneto. Come la vede la partita del PNRR, Rocco? Allora, chiaramente sono tutte partite che stanno su piani diversi, quindi c'è un piano diciamo di trattativa tra l'Italia e l'Europa che in questo momento attiene al governo. C'è secondo me una visione che riguarda le regioni sulla quale dal nostro punto di vista il MES sarebbe stato fondamentale per andare a toccare tutte quelle partite che riguardano la sanità, che in questo momento in Veneto è fortemente in difficoltà. Lo è in tutta Italia, ma in Veneto per alcune peculiarità, per il fatto di aver tenuto magari meglio degli altri in passato, noi oggi la crisi che riguarda il sistema sociosanitario la stiamo sentendo fortemente. Quello sul quale io a volte mi interrogo è un po' la visione che si ha di questa regione, nel senso che questa è una regione che ha delle peculiarità, che paradossalmente sono delle peculiarità che ci portano a essere un pochino lontani da quelle che sono le visioni del MES. Scusate, le visioni del PNRR, nel senso che probabilmente per andare verso quella transizione green e quella transizione digitale si lavora per agglomerati diffusi che però abbiano una visione un po' centralista, mentre il Veneto è una regione che è policentrica. Quindi quello che secondo me in questo momento un pochino manca è capire quali sono i driver su cui il Veneto è forte, che sono driver di filiera, che sono driver legati alla piccola e media impresa che oggettivamente sarà un po' in difficoltà, perché poi alla fine le riforme che stanno dentro il PNRR dicono che si vuole puntare sulle aggregazioni di fatturato, aggregazione all'interno delle filiere. Quindi all'interno di quella visione che ho visto sul Veneto c'è una quota parte importante per quanto riguarda diciamo il trasporto pubblico, che però vogliamo vedere portata a casa. A me un pochino spaventa perché anche l'alta velocità di fatto si ferma a Padova, quindi c'è tutta una parte della provincia che rimarrà esclusa. L'aspetto secondo me interessante è quello che riguarda l'idrogeno, però sull'idrogeno bisogna chiaramente capire come poi entrare all'interno della produzione di idrogeno, anzi della trasformazione, perché l'idrogeno è un vettore, riesca a portare a rendere diciamo, il Veneto competitivo, a essere un fattore di competitività, e quindi su questo c'è tutto il ruolo chiaramente dell'università. Per cui sul PNRR non possiamo dire che la regione sia in ritardo, però secondo me non emerge mai veramente bene qual è la visione di sviluppo della nostra regione, che non può essere soltanto dire noi vogliamo l'autonomia su alcune materie. Quella cosa è importante, ma non affronta il tema per esempio delle delocalizzazioni, del fatto che comunque non si riesca a trovare personale formato per tutta quella che è la piccola e media impresa, della digitalizzazione delle imprese, per cui non so quanto poi diventerà effettivamente un driver di sviluppo. Crea. Sarò breve, sono completamente d'accordo con Rocco. La specificità regionale credo che debba essere uno degli elementi di conduzione, di realizzazione di quello che è tutta la politica del PNRR, con, per quanto riguarda la mia valutazione, un pensiero quasi esclusivo su quelli che sono gli aspetti di natura infrastrutturale per il nostro Paese. Ecco, abbiamo visto prima la tabella degli investimenti. Quasi 4 miliardi dei 9 miliardi e mezzo in Veneto saranno destinati proprio a infrastrutture e trasporti. Sì, ho visto solo la parte finale di quel servizio perché non ero collegato. Devo dire che per quanto mi riguarda è la soluzione che ritengo più opportuna. È quello il capitolo più importante secondo lei per il futuro del Veneto? In generale per tutta l'Italia. Per quanto ci riguarda sicuramente il Veneto, con le specificità di cui parlava Rocco e che sono uno dei motivi attraverso il quale una delle migliori esplicazioni di quello che è il principio autonomistico.
Zabai, teniamo pure anche questa tabella, così le vediamo. Io sono anch'io concorde che serve appunto una visione di insieme probabilmente migliore. Io dico solo che, come il Partito Democratico ha denunciato a livello nazionale, sul PNRR questo governo sta giocando anche qui una partita abbastanza pericolosa, nel senso che non sta dando delle risposte sulla certezza dei progetti, sullo stato di attuazione dei progetti. Abbiamo dovuto chiedere insistentemente perché venissero in Parlamento a riferire e sono arrivati con molto ritardo. Abbiamo un dato di fatto, purtroppo: nel nostro Paese scontiamo un accumulo di difficoltà nella gestione delle politiche pubbliche da molto tempo, perché abbiamo una classe amministrativa che è stata colpita da anni di tagli e di blocco dei pensionamenti, che quindi si trova in difficoltà nel gestire il più grande afflusso di risorse da moltissimo tempo a questa parte. Quindi, diciamo, di fronte a questi tipi di difficoltà ci si aspetterebbe che quantomeno da parte del governo ci fosse un aiuto e una determinazione nel mantenere quelli che sono stati degli impegni ottenuti non scontati durante gli anni della pandemia. Io credo che tra le varie questioni che si stanno aprendo, su cui si vedrà quanto pesa un atteggiamento troppo ideologico, una di queste sarà appunto proprio quella del PNRR. Le modifiche non è assurdo di per sé provare a chiederle in linea con quelle che sono delle indicazioni che emergono in corso d'opera, come era già previsto tra l'altro dal PNRR stesso, però da qui a cambiare completamente gli obiettivi, perché non se ne condividono le finalità di transizione ecologica, di trasformazione digitale e di profondo rinnovamento di questo Paese, ecco, qui ne passa. Vuole dire qualcosa, Crea? O sento voci vicine a lei? Pranzo. No, ecco sento altre voci, sento le voci. Allora, dico alla regia, Mattia Pizzai e Francesca Pezzo, andiamo in pubblicità, così chiudiamo la partita, diciamo, più nazionale, entriamo più sul locale, ripartiremo dalla questione sicurezza. Pubblicità e poi di nuovo in diretta. Il comando di polizia locale dal 1° di gennaio ad oggi ha effettuato ogni giorno dalle 2 a 3 ore di servizio apiedato proprio in quelle zone lì. Stiamo parlando di oltre 400 ore di servizi appiedati, stiamo parlando di oltre 40 verbali nei confronti di persone che abusano di alcol in quella zona lì. È previsto per i prossimi giorni un incontro al comando di polizia locale con la dirigenza del supermercato PAM. La situazione in quel quadrante del centro di Treviso è nota e attenzionata da tempo. Diverse le telecamere installate, pubbliche e private, eppure i dipendenti del supermercato hanno rivelato attraverso le dichiarazioni del segretario della CGIL, Alberto Irone, di vivere quotidianamente in uno stato di ansia. Grande lo sforzo profuso ad oggi dal comando di polizia locale, deciso ora però a muovere un'altra leva. È necessario che anche la direzione del PAM ci dia una mano, perché questi fatti che sono avvenuti all'interno del supermercato dimostrano che la sicurezza è garantita magari all'esterno, ma all'interno bisogna incrementare ulteriormente questa sicurezza. Chiederemo a PAM di mettere a disposizione una vigilanza privata ogni giorno, non solo nel fine settimana come succede ad esempio da settembre fino a giugno, ma chiediamo uno sforzo in più. Sono oltre 200 le telecamere presenti in città, 10 quelle presenti in quel quadrante. A breve, annuncia il comandante Andrea Gallo, le torri targhe saranno posizionati a tutti gli accessi della città. L'iter per l'apertura del nuovo bando sarà avviato entro la prossima settimana. Allora, siamo di nuovo in diretta, ripartiamo da qui, quindi ci concentriamo un po' su Treviso. Non posso che ripartire da Fabio Crea, se è ancora in collegamento, sì, credo di sì, lo vedo, eccolo qua. Non a caso, perché proprio qui da noi in prima edizione scoppiò il caso sicurezza in campagna elettorale, e se lo ricorda bene Fabio Crea quando parlò della sicurezza a Treviso. Allora, scherzi a parte, insomma, quella situazione della zona PAM è ben nota, insomma, non è che la scopriamo ora. Si è aggiunto a questo elemento, insomma, che abbiamo raccontato anche in questi giorni, anche i giornali, del disagio che provano proprio i dipendenti stessi all'interno di quella zona, sottolineata anche dalla CGIL. L'azione, le parole di Gallo la convincono, insomma, cosa c'è da fare in quella zona, cosa c'è da fare in generale sulla sicurezza. Lei che ne parlò, insomma, e fu anche obiettivo e oggettivo, insomma.
forse realistico, direi. Realistico. Il termine più corretto da usare. Mi pare che da allora le vicende che si sono susseguite nella zona, parlo dell'intero quadrante, parlo di via Roma, parlo di piazza Borsa, parlo di via Fiumicelli dove c'è appunto il PAM, mi pare che tutti gli eventi successivi siano rappresentativi di quella che era una situazione oggettiva e reale. Non era in quel tempo una dichiarazione belligerante nel senso di dar colpa a qualcuno, non è certamente quella di oggi. È fotografare una situazione, è una situazione oggettiva, è una situazione reale. E la tecnica della repressione non è sufficiente, bisogna ripensare tutto il quadrante in maniera completamente diversa. Noi, anche come Fratelli d'Italia, abbiamo delle proposte importanti nel ripensare tutta la zona. Ritengo che richiedere a soggetto privato, come ho sentito dire nel servizio da parte del comandante, che certamente stanno svolgendo un compito importante in quella che è la vigilanza, ma chiedere al privato di dotarsi tutti i giorni di vigilanza all'interno del supermercato, perché perché questa situazione è una conseguenza di quello che c'è fuori, mi sembra che sia, direi, eccessivo, sia dal punto di vista dei costi che dal punto di vista di quello che deve essere la gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico in una piccola area che è deputata e non può essere delegata al soggetto privato. Questa è una prima considerazione, anzi una seconda dopo la prima, che era quella di una risistemazione e rivisitazione dell'intero quadrante. Per cui credo che ci sia la necessità di mantenere la massima attenzione, ma soprattutto di agire e di agire immediatamente. L'altro ieri sera alle 21:30 su via Roma, al centro della strada, è scoppiata una rissa con bottigliate tra diversi soggetti, una mezza dozzina di persone, quindi io penso che non sia più il tempo di ritardare quelli che sono degli interventi importanti. Spero che l'amministrazione comunale sia, permeabile alle proposte che provengono da più diversi settori, anche di natura politica. Devo dire che ho condiviso le dichiarazioni fatte dal, mi pare fosse il segretario generale di categoria della CGIL, Alberto Irone, che ha evidenziato che la situazione di sicurezza e ordine pubblico, soprattutto in quel quadrante, determina un pregiudizio anche e soprattutto non soltanto della serenità per tutti gli abitanti, per i visitatori, per i turisti, eccetera, ma determina una problematica anche di carattere economico per tutto il commercio, e quindi è un problema per l'indotto, e devo dire che ho condiviso quelle affermazioni. Senta, lei dice spero che si sia permeabile alle proposte. Non sono stati permeabili fino adesso? No, non dico che sono stati rifiutati, dico che siccome ce ne sono, noi ne stiamo preparando, e credo che anche l'opposizione farà la sua parte, e penso che il problema riguarda l'intera cittadinanza, e quindi sia opportuno una valutazione, anche se non totalmente condivisa dalle varie forze politiche, ma comunque che ci sia una ampia collaborazione, perché non è un problema di natura politica o ideologica quella della situazione di sicurezza, non soltanto in quel quadrante, ma insomma anche in tutta la nostra Treviso. Ecco, quindi io credo che comunque ci sarà ragionevolmente questa possibile condivisione sulle varie proposte che le forze politiche intenderanno fare. Zabai. No, io sono d'accordo con alcune cose che ha detto Crea, a cui do il merito di aver sollevato anche in maniera coerente all'interno della coalizione di centrodestra, che è stato ingiustamente ripreso dal sindaco, secondo me in una maniera abbastanza scomposta. Il problema lì è reale, negarlo sarebbe una follia. Anch'io sono d'accordo con quanto ha dichiarato il segretario Irone e dell'interesse che c'è anche sulla qualità del lavoro nella zona, cioè per i lavoratori che soffrono appunto
di stress e ansia derivante dalla situazione. Io penso che l'approccio di un piano onnicomprensivo del quadrante sia l'unico possibile. E abbiamo degli esempi in altri contesti dove lo stesso tipo di atteggiamento, quindi la volontà di portare un approccio che non può più essere solo securitario, abbiamo visto che non basta, che non funziona, ma che veda una rigenerazione urbana di quei contesti, è quello migliore. Pensiamo ai Giardini dell'Arena a Padova, che da centro di spaccio e centro di sostanzialmente mercato nero di biciclette sono diventati uno dei contesti più piacevoli per le famiglie, per gli studenti, per i giovani, per andare a vivere la città. Io penso che unendo un ragionamento che parte dai Giardini di Sant'Andrea e arriva fino a Via Roma e la zona quella che sarà tra poco la ex sede della stazione delle Corriere, penso che sia necessario. Lì è anche utile perché ci permette, comprese le riviere eccetera, lì parliamo di contesti che sono tra l'altro in delle zone stupende, con delle potenzialità incredibili, su cui la cosa che servirebbe fare è riportare socialità, riportare presenza di persone tramite delle attività. Coinvolgere il privato lo si può fare, ma non semplicemente dicendogli prendetevi la vigilanza, aumentate la vigilanza, ma coinvolgendolo in dei progetti che vadano a portare delle attività nella zona. Torno a fare l'esempio di Giardini dell'Arena a Padova perché così è stato fatto, è stata data in gestione a un privato una parte di bar con eventi, con l'impegno di portare eventi in un contesto degradato, e questo ha completamente invertito la zona. Serve fare anche degli interventi di carattere urbanistico, serve cambiare la mobilità, e questi sono quindi, si capisce bene che un approccio che punti solo a passare per la polizia locale, per le telecamere, che ripeto vanno bene come presidio ma che non risolvono alla lunga la questione, è assolutamente necessario. Avremo anche la fortuna probabilmente di fare una considerazione in termini di volumi che si liberano, per esempio sugli stabili ex CTT nella zona delle Corriere, per ragionare sull'eventualità di offerta alternativa di parcheggio anche multipiano, piuttosto che andare a intervenire su Park Vittoria, ma su quello è un altro argomento. Che è un altro capitolo che vediamo se riusciamo a discutere di questo. Rocco. Ovviamente sono d'accordo con tutto quello che hanno detto i colleghi prima. Devo dire che in campagna elettorale comunque, quando si sentivano le posizioni dei diversi candidati e delle diverse forze politiche, c'era la stessa direzione, nel senso che lì sicuramente serve un intervento complessivo, che sia un intervento portato avanti dalle forze di polizia locale, per cui noi abbiamo anche sempre detto, se c'è da rafforzare lo strumento dell'ordinanza, o meglio da ricorrere allo strumento dell'ordinanza, noi appoggeremo, lo diciamo in campagna elettorale, appoggiamo anche adesso l'amministrazione nel momento in cui decide di ricorrere allo strumento dell'ordinanza, sapendo che è chiaramente urgente e contingente, però insomma può in qualche modo essere uno strumento in più che noi diamo alle forze dell'ordine. Dopodiché c'è chiaramente un'idea urbanistica che va presa in mano, perché chiaramente stiamo parlando del centro, ma di un centro che si estende verso una zona della città che è in trasformazione ed è una zona nevralgica, una zona centrale, una zona importantissima. Dopodiché c'è tutto l'aspetto che in qualche modo è stato citato tangenzialmente, che però a me spaventa di più. Non so quanto possa fare semplicemente un'amministrazione, ma io durante la campagna elettorale, prima della campagna elettorale e ancora oggi, vado spesso a parlare con i dipendenti del PAM, vado spesso a parlare con chi si occupa della vigilanza, perché il PAM già adesso comunque ha del personale che fa parte in qualche modo della vigilanza, fanno degli accordi chiaramente con dei gruppi, delle società che si occupano di vigilanza, e hanno già insomma chi va lì in particolar modo il sabato e la domenica, e sento i racconti che loro fanno dell'atteggiamento che hanno i ragazzi. E credo che comunque il problema principale sia un problema di natura educativa, che poi sfocerà, speriamo che non sfoci nella microcriminalità, che poi sfocia nel degrado, ma che veramente da un punto di vista principale è di natura educativa, perché comunque bisogna cercare di capire chi sono i ragazzi, come pensano al loro futuro, come occupano il loro tempo, come si relazionano agli adulti quando non sono in contesti educativi istituzionali, ma in realtà abbiamo visto tutto quello che succede nella scuola anche quando hanno, diciamo, un'autorità davanti a loro, per cui sono convinto che al di là dell'intervento, se noi non agiamo sull'aspetto preventivo, educativo, poi rifacciamo tutti i piani urbanistici, mettiamo la polizia che li multa, ma
il problema si sposta da qualche altra parte, per cui mi piacerebbe magari un giorno dedicare una trasmissione proprio all'aspetto educativo. Su questo sono convinto che i social comunque una parte ce l'abbiano, per cui il povero Carlo Calenda è stato preso in giro quando ha detto cerchiamo di normare l'accesso ai social. Sono invece convinto che normare l'accesso ai social per quanto riguarda i ragazzi e gli adolescenti sia un tassello fondamentale per andare in qualche modo a ricostruire anche un patto educativo con i ragazzi. Peraltro proprio ieri a proposito dei social abbiamo raccontato, no, di questa indagine della Digos e della Polizia Postale in 7 città italiane, una di queste città è Treviso, di questa chat di ragazzini, di minorenni che si scambiavano informazioni su come produrre e portare armi a scuola. E anche i fatti di cronaca recenti ci raccontano sempre di più di ragazzini che girano armati. Ecco, diceva Rocco, mi ha un po' anticipato, l'avvocato del diavolo può dire sì, ok, facciamo anche la riqualificazione eccetera, risolviamo il problema in quel punto, ma si spostano da un'altra parte, quindi diventa una cosa ancora più generale sulla quale intervenire. Ma sicuramente ci sono più aspetti su cui intervenire. Il problema educativo certamente esiste, io lo leggo più spesso come un pretesto per dire che certe cose non si possono fare perché c'è un problema educativo. C'è sicuramente un problema educativo che peraltro ritengo che sia assolutamente subalterno rispetto a quella che è una situazione più generale, che è un problema sociale, sociologico, cioè è la nostra società che è impostata in un determinato modo, le componenti della nostra società, parlo della famiglia, del nucleo familiare, parlo della scuola, avrebbero bisogno di una rivisitazione culturale all'interno della quale rientra certamente un progetto educativo. Certi ragazzi devono essere sicuramente accompagnati, devono essere rivisitati, bisogna consentirgli di avere anche delle alternative che non siano quelle dell'attività, per così dire, sembra un ossimoro, parassitaria di quello che fanno durante per esempio i fine settimana. E la questione relativa ma si sposta da un'altra parte, anche questo potrebbe essere un pretesto per non risolvere la problematica in una determinata zona. L'ho detto già altre volte nei mesi scorsi, ogni zona della città, quindi non parlo solo del centro storico, perché ci sono problematiche importanti anche di criminalità più diffusa in altre zone del territorio trevigiano, più periferiche, parlo proprio del comune di Treviso, e ogni zona ha delle specificità, non soltanto dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista della criminalità attualmente presente. La bravura dell'amministrazione, di concerto ovviamente, perché è fondamentale, con le forze dell'ordine, perché l'ordine pubblico non è gestito direttamente dall'amministrazione e dal sindaco, quindi è un'attività di concerto, non ultimo quelle di dotare le forze dell'ordine di una integrazione di personale che oggi sconta sicuramente un problema numerico, e quello di trattare le peculiarità sociali e di criminalità delle varie zone in modo diverso, perché quella che è una problematica e quindi il metodo di risolvere, il modello risolutivo di una problematica del quadrante di Roma è evidentemente diverso da quella che può essere una problematica in una zona diversa, come per esempio le zone di San Liberale, che so per notizie certe stanno soffrendo di problemi di criminalità di natura diversa e che devono essere trattati in maniera diversa, da una parte con una maggiore penetrazione di figure anche di natura, come dire, professionisti del sociale, che sicuramente devono essere presenti in un determinato territorio. In un altro territorio ci deve essere una maggior presenza di tipo repressivo, quindi da parte delle forze dell'ordine. Quindi la valutazione della sicurezza in genere della città deve essere vista in maniera diversa rispetto alle specificità delle diverse zone del nostro territorio comunale. Ecco, riqualificare dunque, trovare la soluzione anche a queste problematiche, tanto più se Treviso, come annunciato dal sindaco Mario Conte ieri sera in Consiglio Comunale, lancia la sfida per candidarsi a Capitale della Cultura 2026. Ci riprova dunque Treviso. Zabai, un commento su questa cosa. Peraltro so che
tornerà probabilmente anche sulla questione dell'assessorato alla cultura che è in mano al sindaco. Sa cosa mi ha detto Conte quando era qui l'altro giorno di fronte all'opposizione, insomma, che dice ci vuole un assessorato per la cultura? Che il sindaco di Firenze dice che il sindaco, se lo fa il sindaco vuol dire che la ritenga una cosa importante. Questa è la risposta. A me ha detto che anche i comuni di Firenze, il comune di Milano, il comune di non mi ricordo. Ce l'ha in mano il sindaco? Sì, ce l'ha in mano il sindaco, posto che ne ha cannate 2 su 3 di quelle che mi ha detto, però ho detto che ce l'hanno. Vabbè, comunque, capitale della cultura 2026. Ma allora, prima di tutto dico che chiaramente noi nessuno penso che da parte dell'opposizione, di qualsiasi trevigiano, possa essere contrario al fatto che Treviso diventi capitale della cultura, quindi da parte nostra ci sarà assoluto sostegno, anche più forte di quello che ci hanno dato loro quando fummo noi a candidare, quando la giunta Manildo candidò Treviso capitale della cultura. Non ricevette un sostegno troppo forte dalla loro opposizione, tra cui c'era anche il sindaco attuale, però noi da questo punto di vista ci tengo a chiarire fin da subito che lo garantiamo. Non è neanche la prima volta che Mario Conte candida Treviso a questo ruolo, come in altri, e speriamo che questa sia la volta buona. Ecco, io dico semplicemente che non basta candidare Treviso a capitale della cultura per fare delle politiche culturali, nel senso che anche ieri in Consiglio Comunale abbiamo visto come sulla questione come può essere quella del teatro ancora ci sia una fortissima difficoltà da parte della maggioranza a gestire questa nuova incombenza che ha rispetto a un elemento importante che abbiamo deciso di dare alla Regione di fatto in gestione e su cui appunto gli argomenti ad ora stanno a zero. Noi, ripeto, vedremo in cosa si concretizzerà questo tipo di candidatura e il sostegno in questo senso è totale, se il sindaco vorrà ascoltare, cosa che gli viene un po' difficile ultimamente. Siete sempre convinti che sia necessario un assessore ad hoc? Assolutamente sì, perché noi riteniamo che le partite culturali a Treviso richiedano un'attenzione molto determinata da parte di una figura. Tanto più che lo spazio ce l'ha, nel senso che può nominare una persona di sesso femminile in questo caso, quindi questo farebbe bene anche alla parità di genere della giunta, che in questo momento è abbastanza sbilanciata in termini maschili, ma che soprattutto ci dia quindi una professionista, un politico che si occupi specificatamente di questo tema, che è molto ampio. Dobbiamo rilanciare i musei, dobbiamo rilanciare i nostri beni culturali, c'è la partita sul vincolo monumentale per le mura di Treviso, che sono il nostro più grande monumento, c'è la partita sulla riqualificazione di diverse zone artistiche della città, la riapertura della torre civica, insomma ci sono tutta una serie di partite che vanno seguite specificatamente. Il sindaco, che ha la cultura, la sicurezza, questo e quest'altro eccetera, direi che ne ha già molto da cui pensare, anche presidente di ANCI, adesso vediamo se diventa pure presidente della provincia o presidente della regione, visto che ormai non ne fa mancare una. Vedremo. Per noi continuiamo a dire che serve che qualcuno se ne occupi in maniera specifica, tanto più se adesso pure ci sarà questa partita. Rocco, allora, sia sulla capitale della cultura che sul tema dell'assessorato, anche se Conte ha già detto, insomma, no, non sarà quello l'assessorato ad hoc, ce l'ha detto, insomma, l'ha più volte ripetuto. Allora, sull'assessorato è una scelta del sindaco, poi secondo me fra un anno si vedono i risultati. Io sono convinto che comunque l'organizzazione sia sempre funzionale a un disegno, per cui se il sindaco ha in testa un disegno per il quale è convinto che tenere la delega sia una cosa migliore, ce lo dirà il tempo. Io quando mi sono candidato sindaco avevo detto che l'unico assessorato sul quale avrei voluto, diciamo, un assessore al tempo pieno sarebbe stato lo sport, perché penso che in questo momento la città di Treviso e per quello che è successo con la pandemia in generale, diciamo, le nostre comunità. Allora, altra parentesi, Treviso potrebbe nominare fino a 2 assessori. E sinceramente fu secondo me un errore all'epoca quello di Manildo di partire con 2 assessori in meno, perché era una fase in cui si diceva che la politica costava troppo. Io invece faccio una campagna contraria, come ho fatto sul taglio dei parlamentari. Se la politica serve, se la politica lavora bene, non è un costo ma è una cosa che serve alla comunità, quindi non sono i 100.000 euro su un bilancio di 100 milioni all'anno che fanno la differenza sulla qualità della vita dei cittadini, ma avere le persone che lavorano bene, quella la differenza la fa.
per cui insomma io nominerei fino a 2 assessori e gli chiederei di lavorare a tempo pieno, però sulla scelta della delega è una scelta del sindaco, fra un anno si valuta. Capitale invece della cultura, anche qui era nel nostro programma il fatto di candidare Treviso alla capitale della cultura, l'ha fatto Manildo, ha provato a farlo Conte nello scorso mandato, ci riprova adesso, penso che fosse inserito nel programma di tutti i candidati sindaci. Il primo ragionamento è che comunque non bisogna innamorarsi all'idea della competizione sulla capitale della cultura, è un riconoscimento che viene dato a livello nazionale, magari Treviso può lavorare benissimo come è successo in passato e politicamente la Commissione sceglie di premiare Parma, perché in quel momento nel disegno complessivo dell'Italia c'è un anniversario su Parma, si vuole lanciare un messaggio su Parma. O lo stesso, magari tante città hanno lavorato benissimo per quanto riguarda la candidatura e poi vince Matera e tutti gli italiani devono essere contenti che abbia vinto Matera. E il fatto di aver fatto il percorso per candidarsi a capitale della cultura non deve togliere, diciamo, un centimetro al fatto di aver fatto un passo avanti come città. Per cui al di là del vincere o non vincere, sfruttiamo questa occasione che ci porta al 2026, che effettivamente vedrà anche la convergenza delle Olimpiadi con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi che sarà a Verona, cioè anche questo il significato insomma che ha essere inseriti in questo contesto. Mi vengono da fare semplicemente, diciamo, 2 ragionamenti, perché chi ha dato una forte mano a lavorare alla capitale della cultura è stata la rete dei festival, cioè Treviso, al di là dei beni storici e culturali importanti che ha una vitalità incredibile per quanto riguarda la rete festival, che chiaramente anche in questo caso è una rete di piccoli festival, di festival diffusi. Non siamo Trento che ha un festival identificativo, non siamo magari Pordenone che ha Pordenone Legge, noi abbiamo tanti bei festival che probabilmente devono essere aiutati a lavorare, penso a Carta Carbone con Pordenone Legge, penso al Festival della Statistica, magari lavorare con Trento. 2 elementi: riuscire a dare una dotazione strumentale maggiore a questi festival. Il Comune di Treviso ha un solo palco, questo sapendo che non potremo dare infiniti contributi, mettiamo una struttura che favorisca i festival. Secondo aspetto invece di dotazione strumentale vera, continuo a dirlo, a Treviso serve un auditorium per la cultura che sia modulabile, che chiaramente non sia lo stadio in cui fare il concerto degli U2, ma che permetta anche di avere uno sfogo che non siano semplicemente i 700 del teatro comunale, che hanno una particolarità, per cui proviamo a lavorare anche per impostare un supporto al festival diffuso e una struttura che possa superare quei 700 posti del teatro comunale, che ha delle particolarità e che ha una vocazione specifica e che non è detto bastino per fare qualcosa di livello intermedio come potrebbe richiedere la nostra città, che non sono gli U2 ma non sono neanche i 500-600 posti, insomma. Crea. No, sicuramente da salutare con piacere la candidatura che già di per sé, al di là del fatto che poi si vinca o meno, è già un modo per manifestarsi e per rappresentare le proprie capacità, le proprie peculiarità, per cui già la candidatura è un aspetto importante. Treviso è sicuramente una città che per le sue risorse culturali ha la possibilità non solo di ambire ma anche di vincere quella che è questa candidatura, quindi rimarremo tutti dalla stessa parte perché ciò avvenga. Sono d'accordo con Zabai, su questo oggi sono un po' preoccupato. Questa è la notizia di apertura di oggi del nostro telegiornale. Anch'io sono preoccupato, ogni tanto. Del fatto convergenze parallele. Del fatto che l'assessorato alla cultura abbia oggi, come ieri e soprattutto nel nostro futuro, la necessità di una attenzione assolutamente specifica per quella che è non solo l'importanza della cultura in sé, ma quello che è la cultura anche come volano di natura economica. E quindi io ritengo che il nostro sindaco, che è bravissimo e che fa tante cose, abbia il diritto di dedicarsi ad un'attività istituzionale, di coordinamento, eccetera, ma che possa consentire di sviluppare al meglio con una specifica delega a un assessore diverso. E proprio perché credo che sia un valore intrinseco quello della cultura, ma anche un valore di traino, anche da un punto di vista economico, inteso in senso ovviamente virtuoso e non speculativo,
credo che coniugare anche la delega della cultura con quella del turismo possa essere un elemento importante per una convergenza di visione, una strategia e sinergia in due settori che sono, a mio giudizio, o dovrebbero essere, a mio giudizio, strettamente correlati. Quindi lei dice, insomma, sarebbe meglio un assessore alla cultura, diciamo, che fa il lavoro a tempo pieno? E che abbia, secondo me, anche la delega al turismo, perché sono due materie che sembrano in antitesi, ma hanno una capacità sinergica di relazione molto importante e che consente quasi in maniera esponenziale di sfruttare le diverse specificità, e comunque confermo una delega ad hoc. Bene, grazie allora, grazie a Fabio Crea, grazie anche a Marco Zabaè e Nicolò Rocco. Il tempo è scaduto, grazie per essere stati con noi, grazie a voi anche per averci seguito. Come sempre vi ricordo dalle 18:30 il nostro telegiornale del Veneto, e ci collegheremo anche in diretta con il nostro Lorenzo Maier durante il telegiornale del Veneto e di Venezia dalla piazza San Marco, che nonostante il maltempo sarà gremita da 5.000 persone per il concerto di Laura Pausini, il primo dei 3 concerti di Laura Pausini in piazza San Marco a Venezia. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi.